vero piacere e un onore per me avere questa mattina specialmente un ospite in particolare che è Marco Semenzato, Presidente Comitato Croce Rossa Italiana, naturalmente Comitato di Venezia questa mattina. Grazie veramente Marco, ti ringrazio di cuore perché per me la Croce Rossa è un faro non solo in Italia, in Europa ma nel mondo, e perciò con Marco Semenzato vorrei ringraziare tutti questi volontari, queste persone proprio per bene che cercano di salvare delle vite e di veramente soprattutto affrontare anche dei disagi enormi per aiutare le fragilità. Ecco, questi sono loro. Sapete che Mirella è molto vicina a queste associazioni. Saluto anche da Possagno il sindaco Valerio Favero, grazie sindaco anche a lei di essere qui con noi, e saluto anche da Fontanelle Maurina Sessolo, sindaco di Fontanelle, grazie anche a lei sindaco di essere qui con Mirella per cercare anche di supportare queste realtà che veramente si stanno spendendo in lungo e in largo per un bene comune, non solo per la comunità del territorio ma per la comunità mondiale, direi, e questo fa molto pensare. Allora Marco, raccontaci un po' come è andato questo 2024, ecco, come inizierete l'anno 2025, cosa ti ha colpito di più e cosa ti ha amareggiato di più, perché io sono curiosa, perché dicono che la Mirella ha le Cassandre, certo che ho le Cassandre, visto che lavoriamo nel territorio e sappiamo di cosa parliamo, ci mancherebbe che anch'io dicessi va tutto bene, non c'è problema, sono tutti in montagna a sciare, i ristoranti pieni, ma qual è il problema nel Veneto? Vai Marco Semenzato. Bene, intanto grazie anche e soprattutto per la presentazione, perché effettivamente fa sempre piacere sentir parlare di Croce Rossa in questa maniera. Partiamo dalle cose belle. Io direi che la Croce Rossa è comunque sempre in crescita, è in crescita dal punto di vista umano, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei giovani. Tante volte si dice che i giovani, basta vedere il 31 di dicembre, cosa è successo? Sì, effettivamente c'è anche quello, perché è inutile che ce lo nascondiamo, ma c'era anche ai miei tempi, quando ero giovane, forse c'era un po' meno attenzione mediatica da questo punto di vista. Però noi abbiamo tanti bravi giovani che stanno crescendo e stanno facendo crescere la Croce Rossa. In effetti uno dei principi di Croce Rossa, che viene riportato anche dal nostro Presidente nazionale, è proprio quello di dire che i giovani sono il presente e sono il futuro della nostra associazione, e il nostro compito è quello di aiutarli per crescere, per farli crescere. Io parlo per il Comitato di Venezia perché sai che territorialmente siamo divisi da questo punto di vista, e quindi posso parlare che il Comitato di Venezia è un comitato in crescita, ma lo è anche il Comitato di Treviso, dove la mia amica Simona Cardarelli, che salutiamo assolutamente, che sarebbe di casa, anche lei ha un comitato in crescita. Siamo tutti in crescita perché? Perché comunque i volontari non mancano, continuano a crescere nel nostro territorio nonostante si dica a livello nazionale siano in diminuzione. Io ad esempio ho anche 5 ragazzi del servizio civile. Quanti anni? L'età è tra i 18 e i 24 anni, quindi... Parentesi, allora, caro Presidente Semenzato, perché la Mirella ha invitato anche la Croce Rossa questa mattina? Perché Marco Semenzato, il Presidente, ha detto una cosa importantissima. A noi non mancano i giovani. Li abbiamo, anzi stiamo crescendo. Perché? Perché loro riescono a intrigarli. Questi ragazzi, dopo questi corsi di formazione che giustamente fanno per diventare volontari della Croce Rossa, sono intrigati, sono all'opera. Sono loro i protagonisti, non è che sono là che ascoltano gli altri con la lezioncina, devono mettere le mani nella marmellata e devono saperle mettere. Ecco perché crescono, perché li hanno intrigati. Ma come? Tutti si lamentano che non hanno i giovani, che i giovani non ci sono, che non si trovano. Poi arriva Marco Semenzato e dice in tutti i territori stiamo allargando. Sindaco, anzi andiamo dalla sindaca, Maurina Sessolo, sindaco, non so come deve essere chiamata, mi fa una confusione il sindaco. Il problema è la persona, non lo ha o l'ha, cioè sono proprio incredibili ste robe. Cosa dice sindaco di questo uomo che sta spiegando che se intrighiamo i ragazzi riusciamo a centrare l'obiettivo? Prego.
Bene, intanto buongiorno e grazie dell'invito a partecipare a questa trasmissione. Saluto anche il presidente della Croce Rossa del territorio di Venezia e il collega da remoto. Mi fa piacere sentire parlare positivamente, in modo particolare dei giovani che invece cerchiamo sempre di etichettare o di bollare, non dico in maniera negativa, ma insomma come un po' svogliati e non interessati a quello che è il bene comune. Quindi bene che si parli positivamente, che ci sia un'attenzione nei loro confronti e che loro offrano al territorio le loro capacità, le loro energie. Sicuramente le associazioni hanno bisogno di volontari, tutte in generale, le vedo anche nel mio territorio, sono tante che operano e fanno davvero molto, molto bene e tanto del bene, quindi insomma un plauso va a tutti i volontari che danno e offrono il loro tempo. E in particolare appunto oggi l'esigenza è quella che i giovani entrino a far parte, portino avanti questo loro operato e modo di agire, ed è bene che entrino in quelle associazioni che fanno volontariato nel sociale o nell'aiuto a poveri, alle varie necessità e bisogni, come per esempio quello della Croce Rossa. Sono d'accordo che anche oggi i giovani sono di buona volontà, hanno delle grandissime capacità, delle enormi potenzialità che vanno sicuramente tirate fuori, aiutati ecco, a tirarle fuori e ad offrirle poi al territorio. Come diceva bene lei, Mirella, quando poi si dà loro dei compiti, li si investe anche di qualche responsabilità, sono capaci di cose veramente memorabili e grandi. Quindi il nostro anche compito di amministratori è proprio quello di coinvolgere, affidando a loro dei compiti e delle responsabilità. Come comune, per esempio, proprio non pochi giorni fa, quindi il 27 di dicembre, abbiamo riunito tutti i diciottenni per consegnare loro la Costituzione, ma nel contempo sono intervenute delle associazioni, Avisaido e la Protezione Civile, proprio per cercare di spiegare loro qual è il compito di queste associazioni e invitarle poi a farne parte. Quindi insomma mi auguro che da questo semplice invito poi qualche volontario giovane ci sia, pur anche nel nostro territorio non mancando. Ecco, quindi sentiamo anche il sindaco di Possagno, Valerio Favero. Scusate, ma devo correre perché siete in tanti, abbiamo anche il centralino. Grazie sindaco, molto chiara. Sentiamo il sindaco Favero. Prego sindaco Favero, e grazie anche a lei di essere qui. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori, agli ospiti, alla collega e al presidente della Croce Rossa. Concordo sul fatto che le associazioni sono il traino portante delle nostre piccole realtà, come il mio comune, sono 2300 abitanti. Se non avessi le associazioni di volontariato sarebbe un grosso problema poter portare avanti tutte quelle iniziative che fanno vivo un paese. Relativamente ai giovani, io dico i giovani ci sono, i giovani hanno voglia, i giovani sono nella realtà la minoranza, quelli che poi fanno gesti non diciamo inconsulti o comunque che creano problematiche. Il resto sono ragazzi che hanno voglia di darsi da fare. Io l'ho testato con un piccolo progetto che abbiamo fatto quest'anno, Ci sto a fare fatica, una settimana in cui i ragazzi si sono messi a disposizione della comunità per fare dei lavori sociali, dei lavori proprio per la comunità, per gli altri. La partecipazione è stata tanta, tant'è che il prossimo anno dovremo fare 2 o 3 settimane perché le domande erano di più dell'offerta e quindi della possibilità dei ragazzi. Questo è un segnale che i ragazzi vogliono essere partecipi della nostra comunità e lo sanno fare bene. La differenza sostanziale, secondo me, l'hai colta bene tu. Una volta a 20 anni si era già uomini e donne formati, oggi a 20 anni siamo noi che li abbiamo tenuti ancora bambini, tra virgolette, e quindi sotto una sorta di campana di vetro per troppi anni, senza dargli le giuste responsabilità, la capacità di vivere la propria vita e di prendersi le responsabilità della propria vita. Vedi sindaco, corro perché come ha capito l'ora sarà veramente veloce, ma io devo anche interloquire con voi, vi invito apposta. È vero quello che da lei dice, però mi scusi, adesso sono in vacanza i ragazzi. Mi avete visto qualcuno in giro a fare volontariato, se non quelli che zero? Nessuno li ha chiamati perché ho parlato con loro, sindaco. Cioè questo Ci sto a fare fatica, non può essere gestito una settimana, 3 giorni e poi tutto si chiude. Questi devono lavorare tutti i giorni, sindaco. Questi devono lavorare tutti i giorni.
perché noi abbiamo il problema che questi ragazzi fanno queste azioni perché non sanno cosa fare. Se noi questi ragazzi li avessimo impiegati, ecco, in lavori utili per tutta la comunità, noi non avremo questi risultati, perché sappiamo chi sono, nome e cognome, sappiamo dove vivono. Allora di cosa stiamo parlando, sindaco? Cioè la burocrazia no, perché quando si vuole questi ragazzi intervengono a fare fatica, questa associazione, però io non vedo, agosto tutto chiuso, tutti in ferie, sono a casa. Avete visto cosa è successo quest'estate? Allora, sindaco, capisce che non ci sto, non a lei naturalmente, lo dico a livello generale, a sentire questi ragazzi non hanno voglia di fare niente, quando lei stesso e anche la sindaca di Fontanelle dice hanno dei numeri, abbiamo avuto dei numeri importanti, questi ragazzi chiedono di fare qualcosa, lo chiedono loro perché i numeri ci sono, me li hanno detti anche gli alpini, tutto si blocca. E cosa ci mettono davanti? La burocrazia. E non si può, ma stiamo scherzando, ma ci sta, no, non a voi sindaci, parlo a livello politico in generale. C'è qualcuno che non vuole impegnarsi, sindaco, non vuole impegnarsi a sorpassare quegli atti burocratici, diciamo, che ci impediscono di mettere al sicuro le famiglie, i ragazzi, la comunità. Sentiamo Semenzato. Su questo sì, io vorrei spendere una parola a favore dei sindaci, perché effettivamente sono gli unici poveretti. Sono gli unici che effettivamente mettono anche la loro faccia nei comuni. Però hanno difficoltà anche loro. Però hanno difficoltà anche loro, perché magari anche le realtà sono piccole. Croce Rossa da questo punto di vista è più organizzata, nel senso che c'è da 160 anni, non è un anno che c'è, e quindi da questo punto di vista è sempre una crescita. Io sono entrato a 22 anni in Croce Rossa. Sono ormai 23 anni che ci sono dentro. Perciò vuol dire che sei stato intrigato. Sono stato intrigato perché io sto portando avanti quello che mi hanno insegnato 23 anni fa quando sono entrato. Io avevo delle persone che guardavo come vecchie, adesso sicuramente i ragazzi di 20 anni che entrano mi vedranno vecchio, pazienza. Però, diversamente giovane. Diversamente giovane, sì, adesso siamo politicamente corretti, però quello che voglio dire è che quello che stiamo dicendo, anche non solo io come presidente, ma anche come consiglio e come volontari, quello ai volontari meno giovani e quindi con un po' più di esperienza anche all'interno di Croce Rossa, quello di aiutare i giovani a crescere, perché hanno bisogno comunque di una guida anche all'interno della nostra associazione, soprattutto. Ma non una settimana all'anno o 2 settimane all'anno. Si inizia da qualche parte e il sindaco ha già iniziato da qualche parte, molto probabilmente questo può essere il traino per fargli diventare quella settimana tutto anche un anno. E per smettere di vedere questi ragazzi con questi atti di vandalismo, non tutti, sono pochi. Sindaci, fermiamoli, che abbiamo le carte in regola per fermarli, abbiamo le associazioni di volontariato che possono fare questo, facciamo la messa in prova ai ragazzi difficili, perciò sappiamo di cosa parliamo. Abbiamo il nostro Rinaldo, velocissimo Rinaldo, vai! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto la Croce Rossa è un'associazione da tantissimi anni che aiuta il mondo intero, è un'associazione molto importante. E dopo che mi ero militare nel 62, il Croce Rossine veniva, ero a Taranto, e veniva 4 mesi a fare un corso per passare gli esami, faceva un corso per il Sinosfeal a Taranto. Dunque da tantissimi anni che nel mondo e si dà la fare. Chapeau. E dopo la povera gente bisogna aiutarla, ma con robe diverse, e adesso è tutto difficile, c'è tutta burocrazia, c'è tutto, ti sei fortunati. Una volta era più facile, e la povera gente era di conto sua. Insomma, adesso non sembra che pigliamo un pantocchio di tale che costa 1 milione, più un signore. E adesso bisogna apparire per farsi vedere. Una volta ti dai la persona, se ti dai una brava persona, ti emergevi, come i figli giovani. Lavorava tutti, il sogno di un giovane, da 14 anni poi si ne faceva il libretto del lavoro, cercavamo di andare a lavorare per comprarsi un paio di braghe, una maglia. Bisogna insegnare i fiori, ma i fiori bisogna, li spugno,
impara tutto. No? Grazie Rinaldo, vado avanti, se no non ce la faccio, grazie, perché come vedete ho tanti ospiti, ma vi lascio anche parlare, dire quello che pensate. Allora torniamo dalla sindaca Sessola. Allora sindaca, cosa dice? Dobbiamo muoverci di più, anche voi dovete accelerare visto che c'è questa richiesta da parte di ragazzi di partecipare, di fare. Prego sindaca. Sì, i progetti non mancano, anche appunto con la conferenza dei sindaci, con l'ASL non mancano i progetti proprio per i giovani, uno di questi, quello del quale ne parlava anche appunto il collega di Possagno. Quindi insomma c'è qualche progettualità e qualcosa che li può ovviamente integrare. Certo, come si diceva, oggi la burocrazia, tutto l'incartamento, chiamiamolo, che serve per mettere in regola, per essere appunto tutti a posto, richiede tempo e molto spesso anche ti porta ad abbandonare certe progettualità. Burocrazia che non investe solo il settore dei giovani, ma che ci vede impegnati, voglio dire, oberati di questo in tutti i settori, il comune stesso, la digitalizzazione che se da un lato deve snellire certe procedure, dall'altro richiede una appunto burocrazia, delle procedure che sono piuttosto lunghe. Quindi l'importante sarebbe proprio arrivare anche a questo, a snellire e a velocizzare certe procedure per poter proprio attivare delle progettualità che siano poi, come diceva lei, anche non solo momentanee, ma che possono essere delle progettualità lunghe e lungimiranti nel tempo, investendo proprio sui giovani e la loro formazione. Ma vi rendete conto che se questi ragazzi che abbiamo visto che li conoscevamo, i sindaci li conoscono quasi tutti, anche le forze dell'ordine, li avessimo impiegati? Cioè noi non saremmo qua a parlare di queste cose, E invece con questa storia della burocrazia, di queste leggi e interpretazione, io non so i burocrati a Roma cosa fanno. Ecco, io direi anche a questi onorevoli senatori di darsi anche una mossa e vedere cosa sta succedendo, perché poi questi sindaci poveretti sono lasciati con una coperta corta, hanno le maggiori responsabilità, non sono veramente di sicuro in giornate di vacanza anche quando ci sono queste festività, perché sono sempre nel pezzo, perché hanno anche la protezione civile. Perciò io direi a questi signori, che, visto che sono pagati anche quei soldi nostri, se per cortesia possono battere un pugnetto magari, ma batterlo, perché questi sindaci non possono essere lasciati in queste condizioni. Abbiamo Maurizio Dare, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti, ai tuoi sindaci, il volontario e tutti quanti insomma lì presenti in studio. Allora io sono in parte d'accordo con quello che dice la signora, ok? Ecco, allora dobbiamo fare anche distinzione però, signora, ci sono dei bravi ma ci sono anche dei fannulloni, ok? Perché non tutti i ragazzi di oggi hanno voglia di lavorare, cioè cominciamo a dire questo, le cose. Allora le faccio subito un esempio. Allora, la nostra azienda, perché io lavoro in un'azienda di pulizie, ok? Ecco, è da qualche anno che sta cercando gente giovane per inserire nella nostra attività, ok? Ecco, ma appena sentono che ci sono degli orari strani, perché io le faccio presente, signora, che quando lavoro inizio il mio orario dalle 4 del mattino fino alle 8 o 9 di mattina, perché io le 5-6 ore me le faccio tranquillamente, 6-7 ore, ok? Ecco, e dopo sono di nuovo in servizio al pomeriggio. Allora, lei pensa che questi ragazzi quando sentono questi orari, ok, cosa fanno? No, scappano, dicono di no, cambiano idea. Allora, bisogna anche far capire alla fine, cosa voglio dire? Che a questi ragazzi bisogna far capire che per lavorare, ok, bisogna faticare per prendersi la pagnotta, ok? Non che venga sempre regalata dai genitori o da chi per esso. La mia famiglia mi ha insegnato questo, che bisogna sudarsi. Perfetto, grazie Maurizio. Andiamo adesso dal sindaco Favero. Grazie Maurizio che sei stato molto chiaro, e poi dalla Croce Rossa e poi ritorniamo dalla sindaca Sesso. Va sindaco Favero, cosa dice? Sì, è quello un po' che dicevo prima, nel senso che abbiamo cresciuto noi ragazzi così, nel senso che li abbiamo cresciuti con questo modo di tenerli sempre appunto sotto una capanna di vetro, con la possibilità di avere un po' tutto a casa e quindi non avere la necessità di doversi rimboccare le maniche. Dobbiamo
insegnare a loro quello che abbiamo detto prima, di rimboccarsi le maniche, e questo si riscontra sia sul mondo dell'associazionismo sia sul mondo del lavoro, e quindi con la voglia di essere autonomi, essere loro i primi attori della loro vita. Oggi sanno che magari a casa hanno una sicurezza, cosa che magari una volta non c'era, e quindi c'era proprio il bisogno di andare a lavorare. Oggi quel bisogno, per fortuna da un lato, è un po' minore, perché magari c'è ancora la possibilità di avere a casa i genitori e i nonni che riescono a sopperire alle mancanze dei ragazzi, ma la cosa importante è proprio quella di insegnare il valore del lavoro, il valore della fatica, il valore del sudare per arrivare ad avere qualcosa, ma questo dobbiamo farlo noi, e i giovani lo capiranno, lo sapranno capire. Anche perché ha ragione Sindaco Favero, perché io ho avuto delle associazioni molto importanti che hanno fatto con i bambini, con i ragazzi, la raccolta differenziata, e devo dire la verità che ho visto delle cose incredibili. La felicità di questi bambini e di questi ragazzi nel raccogliere, facevano fatica, perché no, non è una cosa semplice, ma erano strafelici. Allora, se noi li prendiamo e li impieghiamo, invece di fasciarci la testa e se si fanno male e se si sporcano, perché questi sono i genitori che mandano in certe situazioni i ragazzi vestiti da principini, magari su situazioni che sarebbero bene vestiti in altra maniera, e con guai se vieni a casa sporco, guai se ti sporchi i pantaloni o il vestitino. Cioè, ma scusa Maurizio, ma tu pensi che questi ragazzi dicono di no perché dicono di no, o perché nessuno li ha aiutati a capire che nel lavoro si fa anche fatica iniziando da piccoli, magari anche con la raccolta differenziata, come fanno le maestre, benedette maestre dico io, che se ne inventano una al giorno nonostante le difficoltà burocratiche e anche le leggi, per cercare di far sì che un futuro abbiamo dei bravi ragazzi. Questi sono i bravi ragazzi, quelli che crescono un po' alla volta. Ma vi rendete conto che lo sport lo fanno alla quinta elementare? Ma vi rendete conto? Cioè, non so. Io non so se è una cosa normale. E all'asilo no, non ci si muove. Abbiamo il problema dell'obesità dei bambini detta dai pediatri e nessuno si preoccupa. Penso di essere una delle poche trasmissioni che lo dice, perché ho gli addetti ai lavori che mi dicono: Mirella, mi raccomando, dillo, perché mangiano malissimo. Le famiglie non fanno neanche più da mangiare, vedete l'insalata in busta come va alla grande, invece di prendere la cassa di insalata che è molto più veloce. Diciamoci come sta la storia. Guai mangiare il frutto se ha una piccola macchietta, o la mamma è vegetariana e tutti quanti devono essere vegetariani. Io non dico che sia sbagliato, ma vogliamo capire dove vogliamo andare a parare con questi bambini? Vogliamo capirlo? Allora, Presidente Semenzato, cosa dici? Beh, su questo effettivamente mi devo riallacciare a quanto ha detto il Sindaco Favaro. Effettivamente tanto lo fa i genitori, una grossa parte l'hanno fatta i genitori, quindi molto probabilmente questo è il problema. Però anche, per esempio, il Croce Rossa Venezia con i giovani, vediamo anche le immagini intanto che parla il Presidente Semenzato della Croce Rossa, grazie. Anche con altre associazioni, perché non solo Croce Rossa lavora con Croce Rossa, ma da quando sono entrato Presidente l'obiettivo è stato quello di portare, di ampliare anche la collaborazione, tra cui anche associazioni ambientalistiche, e abbiamo i volontari che hanno anche 17-16 anni che, come hai detto tu, con vestiti sgualciti vanno a raccogliere i rifiuti per le strade o anche a Chioggia lungo gli arenili, e questa penso sia la cosa fondamentale per far capire che che il giovane per crescere deve crescere così e non deve essere cresciuto sempre magari col genitore dietro alle spalle. E ne ho esempio con le mie figlie, che a volte vedo dei genitori che proteggono a tutti i costi i figli. No, se i figli hanno sbagliato. È inutile che gli facciamo trovare sempre tutto pronto, sì. Le scarpe da ginnastica, agli orti, guai se ti sporchi le scarpe, guai se ti sporchi le scarpe da ginnastica agli orti. Cioè, capite che non ci siamo e non è colpa di questi bambini se poi Maurizio dice non li abbiamo, perché non sono cresciuti. Sindaca, cosa dice lei? Dobbiamo crescere questi bambini in maniera diversa fin da piccoli?
Allora, sicuramente sì, giusto per riallacciarmi anche a quello che diceva appunto il signore da casa, sono due cose diciamo completamente diverse, quelle che il giovane impiegato nel lavoro e poi quello che può un comune, un'amministrazione fare per loro. Quello che come nel mondo del lavoro lo sappiamo benissimo, che oggi qualsiasi settore, soprattutto quando si parla di manodopera, sta cercando forza lavoro e la risposta dei giovani non sempre arriva, non è immediata e non è sicuramente felice di trascorrersi il sabato nelle cucine dei ristoranti o comunque nel fare le pulizie, ma questo è un settore completamente diverso e probabilmente abituati, come dicevano chi mi ha preceduto nell'intervento, abituati nelle famiglie ovviamente che sono mediamente più ricche rispetto a un tempo e quindi forzano meno i figli a provare anche queste esperienze, quindi il lavoro un tempo si entrava dalla terza media, si trascorreva l'estate nei vari locali, si entrava come manodopera appunto in qualche azienda eccetera eccetera, iniziavano quindi le prime esperienze, le prime soddisfazioni perché ovviamente le prime remunerazioni con le quali magari ci si comprava quel qualcosina che la famiglia non poteva darti e quindi era diciamo un volano diverso la società di un tempo. Oggi è cambiata proprio perché la famiglia aiuta economicamente il figlio che ovviamente non si sente poi diciamo così in dovere di andarsi a guadagnare qualcosa. Proprio per aiutare a cambiare questa situazione le amministrazioni cercano queste progettualità per cercare proprio di portare via dalla strada, da situazioni svantaggiate magari appunto certi giovani e quindi ecco le progettualità delle quali si parlava prima. Certo anche dall'altro punto di vista dobbiamo abituare questi giovani appunto al pensiero che dedicarsi al lavoro a fare qualche fatica, ad entrare in qualche associazione, arrivano quelle soddisfazioni che ti fanno crescere come persona e ti aiutano ad essere uomo o donna con la U, la D maiuscola, diciamo che insomma un po' siamo diventati noi. Quindi ripeto, quello che noi oggi come adulti dobbiamo fare è sicuramente investirli di responsabilità, lasciare loro dei ruoli, lasciare loro appunto farli entrare appunto in qualche progetto che li faccia sentire responsabili e attori di un qualcosa, fargli capire la bellezza dell'essere appunto protagonisti e attori attivi di qualche progetto. Questo come amministrazioni possiamo fare. Il mondo del lavoro certo oggi è un mondo diverso da quello nel quale eravamo diciamo catapultati o c'eravamo noi, insomma. Ecco lì politiche che ovviamente sono diverse. I ragazzi oggi studiano, quasi tutti appunto proseguono gli studi fino all'università e quindi è ovvio che quando escono cercano un lavoro ovviamente un po' adeguato e adatto a quello che hanno ovviamente studiato, ma è un qualcosa di completamente diverso che esula da quello del quale si stava parlando, che appunto è il ragazzo all'interno delle associazioni, all'interno di una società e quindi di volontariato in modo particolare. Adesso state tranquilli a casa o a letto, seduti in poltrona o lavorando, perché vi porto a Possagno a vedere questa meraviglia che abbiamo a 2 passi da casa. Andiamo a vedere l'inaugurazione di questa gipsoteca restaurata. Andiamo a vedere perché è bellissimo. Del nastro e lo svelamento della rinnovata ala Lazzari è stata ufficialmente riconsegnata alla comunità e alla collettività la gipsoteca di Antonio Canova, che è stata sottoposta a una serie di interventi di restauro e sistemazione. Tanta bellezza che è stata davvero apprezzata dalle persone che oggi non sono volute mancare a questo evento. Un'emozione grandissima e anche una valorizzazione di un patrimonio che già è sempre esistito. Sono emozionata soprattutto nel vedere che c'è un'attenzione all'arte, alla bellezza e alla conservazione del patrimonio culturale che è nostro. Avere un bagno proprio di cultura e di arte ad alto livello
ti aiuta ad affrontare un futuro con più positività. E grandi lo stupore e l'orgoglio anche del presidente della Fondazione Canova, Massimo Zanetti. Quando tutti siamo entrati abbiamo fatto tutti oh, perché veramente è uno splendore, si entra nella bellezza che noi dobbiamo a Antonio Canova, che è stato il più grande scultore neoclassico. La bellezza genera bellezza, come è stato detto, perché è veramente un'emozione incredibile entrare qua e vedere appunto come è stato tutto restaurato, rinnovato. Una meraviglia. Sì, lascia a bocca aperta davvero, sì. Vedere proprio la navata aperta e tutto, è davvero merita. E poi siamo grati al Canova perché ha fatto questo per i possagnesi, quindi non possiamo che essergli riconoscenti. Allora, Sindaco Favero, quello che io volevo anche far capire questa mattina, grazie anche a lei, io invece ho fatto quando ho visto i diversamente giovani, i diversamente agili, quel giorno che li ho portati in visita a questa meraviglia, a questa gipsoteca del Canova, perché è stata una cosa che mi ha emozionato, vedere lo stupore. Ecco, qualcuno si è messo a piangere, come avete sentito, che hanno anche telefonato, questi ragazzi che vanno in giro molto poco, perché ci sono il problema dei pulmini, degli orari, dei soldi, dell'assicurazione, tutti soldi alla fine, sono soldi. Ecco, per una volta, una delle poche volte che escono a vedere le meraviglie a 2 passi da casa. Prego Sindaco, dobbiamo accelerare anche in questo, perché anche queste sono fragilità che hanno il diritto di godere di queste bellezze che abbiamo. Prego. Intanto ti ringrazio per il bellissimo servizio, perché mi ha fatto emozionare di nuovo, nel senso che è stata un'emozione grandissima poter riaprire la Lazzari e averla tutta nel suo splendore. È verissimo, noi stiamo facendo un progetto da anni, che è quello del Museo Senza Barriere, cercando di risolvere tutte quelle che possono essere le problematiche per un disabile per entrare nel museo. La disabilità in tutte le sue forme, sia quella motoria che quella psicologica, tutte le barriere che sono quelle fisiche, mentali, relazionali, anche perché a volte siamo noi stessi i primi a creare delle barriere nei confronti di chi ha, secondo noi, una disabilità o semplicemente un modo diverso di interpretare e di vivere la vita. E quindi stiamo cercando di fare, ci sono delle guide in LIS, abbiamo fatto delle piccole riproduzioni delle statue per poter farle toccare a chi non vede, per far capire qual è la qualità e quali sono le opere di Canova. Insomma, cerchiamo di venire incontro, ovviamente per quel che è possibile, avendo una struttura che ha purtroppo dei vincoli dal punto di vista proprio monumentale. Stiamo facendo di tutto per poter renderla sempre più fruibile a tutti, perché questo è necessario. Come ho sentito, è stata ripetuta la mia frase che la bellezza crea bellezza. Io lo sono convintissimo, perché vivere dentro la bellezza, vivere dentro l'arte, vedere queste opere tutti i giorni fa bene all'anima, fa bene al nostro cervello, fa in modo che ci sia un circolo virtuoso di idee positive, di idee belle, e ne sono davvero convinto fino in fondo. E quindi portare anche i ragazzi, portare tutti, anche i disabili, all'interno di questi musei a vedere la bellezza serve molto a tutti noi. Sentiamo anche Semenzato. Marco, cosa dici? Questa bellezza che vi avvolge, perché voi veramente andate in cerca della bellezza delle persone per fare. E qual è la bellezza? Quando le vedi che riprendono a sorridere, che ce la fanno a guarire, che ce la fanno a essere salvati. È quella bellezza di vedere aprire gli occhi, sentire il cuore che pulsa un'altra volta. Prego Marco. Sì, effettivamente, guardando queste bellezze mi sono emozionato anch'io, quindi ringrazio il sindaco di Possagno che ha riaperto questo spettacolo. E prima di dare il mio apporto a questo, al sindaco di Possagno posso dire che la Croce Rossa di Venezia ha fatto proprio una convenzione con l'associazione Ciechi e Ipovedenti, e nel giorno della loro giornata di presentazione dell'evento, praticamente hanno mostrato una Venezia per i ciechi. Quindi magari potrebbe esserci la possibilità di una collaborazione da questo punto di vista, dopo casomai lascio il contatto, proprio per
dare la possibilità a tutti di accedere a queste meraviglie che abbiamo noi in Italia, forse un po' troppe a volte. Sentiamo subito il sindaco Favero. Sindaco, dare questa possibilità di unire le forze, quello che dice tutte le mattine la Mirella, chissà se ce la faremo di unire le forze invece di essere sempre divisi. Prego sindaco. Assolutamente porta aperta, e anzi se dopo Mirella ci fai da tramite per avere il contatto, molto volentieri. Grazie sindaco, perché la ritrovo. Trovo una cosa molto importante quello che ha detto Marco, dobbiamo unire le forze, siamo troppo divisi, lo dico a tutti i sindaci, ognuno col proprio orticello, non ci mettono insieme, ci dividono. Abbiamo visto anche ieri, ho letto, e qua mi rivolgo alla sindaca di Fontanelle, a Marina Sessolo, ho letto Volontari Insieme che c'è il rinnovo, centinaia di associazioni, centinaia si sono presentati in 10, anche 2 volte con lo stesso nome, per ricomporre il direttivo e il nuovo presidente. Non mi sembra normale, visto che sono centinaia e centinaia di associazioni iscritti, c'è qualcosa che non va. Ecco, ma la legge prevede che tu partecipi e così puoi cambiare il gioco. Molti non partecipano, mi hanno detto, perché non si sentono rappresentati e se ne fregano. Questo non fa bene. No, qui lo dico alla politica, se c'è una cosa che non va, o si toglie o si fa funzionare. Non può essere che sempre i soliti noti riescono a diventare presidenti un'altra volta. Perché? Perché bisogna avere anche un rinnovamento su cariche importantissime. Perché stiamo parlando di Volontari Insieme che ha tantissime associazioni all'interno. Come mai si presentano in 10 ben 2 volte la stessa associazione e non viene coinvolto? C'è qualcosa che non gira? Come mai non si partecipa? Perché mi hanno detto no, non partecipo, non mi sento rappresentato perché tanto sono sempre quelli. Cosa dice il sindaco? Anche qua la politica, perché lei fa parte anche di un partito importante, anche qua dobbiamo vedere che è il mondo del volontariato, chi fa cosa, perché tutti facciamo tutto, alla fine non riusciamo a capire neanche chi siamo. Prego. Sì, quello che dicevo un po' prima, soprattutto nel mondo dei giovani, oggi dobbiamo investirli di responsabilità, il che vuol dire che molto spesso, o qualche volta insomma, anche noi più adulti dovremmo tirarci un attimino in parte, lasciare qualche poltrona e darla, proprio consegnarla loro, cosa che molto spesso è anche difficile, perché quando si entra in qualche associazione o si ha qualche ruolo e lo si fa con positività, contentezza, con esiti anche appunto positivi, molto spesso si fa fatica anche a tirarsi in parte. La nostra oggi responsabilità è proprio anche questa, di investire altre persone di questi ruoli, proprio per farli crescere e lasciare a loro poi il testimone. E oggi una cosa importante, quindi ti ringrazio Mirella anche per queste mattinate, per queste ore insieme, la cosa importante a mio avviso è parlare positivamente della nostra società, perché molto spesso siamo portati a parlarne negativamente, a vedere solo le criticità, le cose che non vanno. In realtà dobbiamo iniziare a seminare la positività, le emozioni che si incontrano anche all'interno di queste associazioni, ma soprattutto parlarne positivamente, proprio perché si ritorna al detto di prima che la bellezza genera bellezza, la positività genera positività, e quindi dobbiamo diffondere cose belle, cose positive, soprattutto in particolare tra i nostri giovani, che un po' forse della nostra società e degli adulti sono anche delusi proprio per degli esempi molto spesso sbagliati che noi diamo e lasciamo a loro. Grazie, veramente grazie. Anche qua la politica dovrebbe fare chiarezza, sindaco, è quello che aspettano i ragazzi. Io non dico che per carità è tutto sbagliato, però andiamo a vedere i ruoli importanti. È un ruolo fondamentale, ci sono certe poltrone che sono politicamente scorrette e non c'è niente da fare. E dove siete voi che avete il coltello dalla parte del manico? Noi non possiamo farlo, sindaco, noi ce la mettiamo tutta per farvi capire che il volontariato non può andare avanti così, che il volontariato non può pagare e non deve pagare per essere rappresentativo a livello regionale. Ma come devo girare col commercialista, devo pagare per essere volontario? Ma stiamo scherzando tutti quanti? Eppure nessuno dice niente. Io non sento un politico che prende in mano la situazione. Il 5 per 1000 che arriva il 27 di dicembre, sindaco, è il 27 di dicembre, e perché sa che la Mirella lo dice davanti alle telecamere, le telecamere fanno paura, ma mi arriverà i soldi li hai avuti tanto prima, sono mica soldi del governo, sono soldi che i cittadini danno alle associazioni proprio per girarsi durante l'anno per aiutare. Ma le sembra normale?
Il 27 di dicembre abbiamo ricevuto, quando è già passato il Natale, per carità, si può fare lo stesso, non dico di no, ma un po' di rispetto anche per i cittadini che donano, no? No, non c'entra? Dove vanno a finire questi soldi in tutti questi mesi? Pubblicità. Un braciere artigianale e le ceneri ancora calde trovate dai vigili del fuoco, probabilmente utilizzato dai 2 inquilini della casa di Piazza Guglielmo Marconi a Fontanelle per scaldarsi, ma senza un'adeguata reazione dei locali. Sarebbe quella l'origine dell'intossicazione da monossido di 2 persone ora ricoverate in ospedale. I 2 manifestavano infatti sintomi riconducibili all'intossicazione da monossido di carbonio, stanchezza, debolezza muscolare, stato di confusione e perdita di equilibrio. Scattato per questo il sopralluogo di una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Levenza nell'abitazione dove è stato rinvenuto il braciere. Non l'unico caso questo nella Marca, motivo per cui i vigili del fuoco raccomandano sempre l'installazione di apparecchi a norma, di eseguire le manutenzioni necessarie degli impianti, tra cui quelli dell'evacuazione dei gas nocivi, non utilizzare mai all'interno di abitazioni apparecchiature o sistemi di riscaldamento privi di canna fumaria, mantenere sempre aperti i fori di areazione e ventilazione presenti nei locali dove ci sono le apparecchiature di riscaldamento che permettono il ricambio dell'aria, evitando così l'accumulo di sostanze nocive. Era scattato l'antifurto, i fumogeni e tutto quanto, i ladri sono usciti e i miei vicini si sono trovati con i ladri a ridosso del cancelletto del mio giardino. E faccia a faccia, un mio vicino stava scavalcando il cancelletto appunto per andare a vedere cosa succedeva e si è trovato faccia a faccia con i ladri con un coltello. Nel farsi indietro è tipo scivolato come un po' e ha ricevuto il primo pugno che è stato atterrato e da lì calci e pugni in testa. È subentrato un altro mio vicino, il quale è stato colpito violentemente, molto violentemente al volto, quel mio portagioie rotto. Sono stati attimi di inaudita violenza quelli vissuti in questo condominio di via Uterive a Fontanelle. A raccontarli è Laura, proprietaria dell'abitazione presa di mira, che domenica sera alle 8 si trovava fuori casa con il marito per una pizza. Di questa assenza hanno approfittato i ladri, che prima si sono introdotti nell'appartamento al piano terra e poi si sono dati alla fuga una volta che il sistema antifurto si è messo a suonare. Accorrono così i 2 vicini di casa, un 40enne e un 50enne. Il primo viene minacciato con il coltello e poi preso a calci e pugni. Il secondo, che corre in suo aiuto, è colpito al volto con il portagioie in legno appena rubato. C'è stato un nasale rotto, vabbè, la botta molto violenta e poi a un certo punto sono allontanati, sono andati via, ecco. Non c'è stato niente, più di niente da fare, per quando vedi che hanno un coltello, no, a un certo punto uno si tira indietro. Entrambe le vittime devono ricorrere alle cure mediche. Per Laura e la sua famiglia si tratta del secondo furto in una settimana. Lo stesso sistema d'allarme era stato installato da pochissimi giorni. Che la settimana scorsa mi avevano già portato via tutto, in giro di 7 giorni due furti, tra l'altro di quell'entità, il primo soprattutto, che è tutto all'aria, avevano già portato via tutto, io non ho più niente, già da domenica scorsa. Intanto è caccia ai malviventi. L'accusa è quella di rapina aggravata con le telecamere della zona passate a setaccio dai carabinieri, ma qui in via Uterive restano rabbia e timori. La preoccupazione è per i vicini che si sono messi in prima persona, insomma non stanno per niente bene, quindi ci sentiamo, non dico in colpa, però un pochino, e poi ti viene il senso di vendetta. A me è salito il senso di vendetta, rabbia e senso di vendetta. Questo è brutto da dire, però così. Allora, Sindaco, naturalmente, come avete visto, sono 2 servizi proprio realizzati a Fontanelle, dove tutti i paesi non si fanno mancare niente ultimamente, perché basta vedere i furti che ci sono realtà, perché parliamo sempre di giovani, ma guardiamo anche queste bande, sono bande a mio avviso che arrivano e se ne vanno indisturbati, e soprattutto questi comitati di quartiere bisogna stare molto attenti, perché questi girano coi coltelli, avete visto, e bisogna stare attenti, non è così semplice come si pensa di fare queste ronde, questi non hanno niente da perdere, non hanno valori, non hanno niente, e la vendetta fa diventare ancora più pericoloso il cittadino. Prego, Sindaco. Sì, non ci siamo fatti mancare niente in questo periodo, come hai detto, quindi da prima verso tra ottobre e novembre una serie di furti, tra i quali quello che appunto avete raccontato, perché insomma è quello un po' più degno di nota, perché c'è stata questa colluttazione con dei vicini cittadini di Fontanelle.
che appunto sono furti che ormai registriamo ogni anno tra ottobre e novembre, quindi in particolare con il cambio dell'ora, e avvengono proprio all'imbrunire, quindi non in notte piena, nella notte piena, ma proprio appunto nelle prime ore della sera tra le 17 e le 20. Come dicevi, purtroppo non hanno più scrupoli questi ladri, quindi entrano anche se le persone sono a casa, forzano, rompono e quello che trovano ovviamente portano via. Non è facile da cittadini difendersi, e quindi anche quello che il nostro comandante della stazione qui dei Carabinieri di Fontanelle, quello che sempre va predicando è di avvisarli di qualsiasi persona, qualsiasi volto sospetto che può girare appunto nel nostro paese. In quella giornata, per esempio, molti cittadini hanno appunto avvertito che c'erano delle presenze mai viste prima sul territorio, quindi insomma qualcosa si era mosso fin dal mattino. Purtroppo non sono stati intercettati prima di portare a segno il colpo. E poi abbiamo, quindi ecco, quello che noi diciamo sempre ai cittadini, per i quali abbiamo fatto anche delle serate informative, è proprio quello di attenzionare, di sempre avvisare le forze dell'ordine se qualcosa di strano si va appunto ad avvistare. Dall'altro lato, sul finire dell'anno, quindi in particolare il giorno 30, abbiamo avuto questo fatto di monossido in una casa appunto di persone straniere che proprio per loro cultura, abitudini, tradizioni appunto hanno acceso questo braciere, ovviamente bruciando l'ossigeno in casa perché appunto mancava un ricircolo d'aria, e quindi si sono poi trovati in ospedale. Fortunatamente tutto è finito nel migliore dei modi perché sono stati dimessi insomma il giorno dopo, e quindi insomma tutto si è risolto positivamente. Anche qui l'attenzione che noi diamo appunto a queste persone, in modo particolare agli stranieri, perché abituati proprio con culture o comunque abitudini diverse, è proprio quella di non accendere dei fuochi tipo questo in un braciere, di non accendere dei fuochi e soprattutto ventilare le proprie abitazioni. Ecco, quindi fare attenzione appunto ai controlli, ma questo a ciascuno di noi, controlli di tutte le caldaie, tutti i sistemi di riscaldamento che abbiamo in casa, che siano monitorati e controllati appunto annualmente. E grazie alle forze, ai pompieri, al presidio sanitario che sono arrivati in tempo, e quindi insomma nulla di così grave è successo anche appunto la notte del 30. Senta Sindaco, siccome lei fa parte appunto di questo partito importante che è la Lega, non sarebbe il caso di iniziare a parlare anche di mettere in sicurezza questi cittadini, magari con l'esercito, con la protezione civile? Perché non può essere che in questo momento i cittadini sono con le spalle al muro, nonostante le telecamere, gli antifurti. Cioè la gente ha paura di uscire alle 16 del pomeriggio perché è passato il messaggio che dietro l'angolo c'è il nemico, specialmente quello magari di pelle diversa, perché funziona così, io lo dico, ho il coraggio di dirlo, anche se poi sono altri che arrivano, sono le bande dell'est, ma come ho detto anche a Roberto Marcato l'altra sera a Focus, il problema è che queste bande, Sindaco, ti sparano in bocca, perché girano con la pistola e con i coltelli, e noi corriamo dietro le persone con l'infradito. Ecco, avete visto quella bambina che è morta e quel ragazzino che era al collo di questo uomo. Io capisco che non si può salvare il mondo, però io sono anche dell'idea che dobbiamo fare una riflessione su quello che succede. Queste bande, l'ha detto anche lei, non siamo riusciti a intercettarli perché sono furbi. Sono furbissimi, non si muovono di notte. Perché? Perché sarebbero presi subito, perché si vedono, perciò si muovono in un momento quando c'è anche della confusione, ci sono dei numeri di persone e loro riescono a farla franca, e questi un'ora sono a casa dopo aver messo a fuoco e ferro i paesi. Cioè mi sembra che ormai abbiamo l'esercito, abbiamo la protezione civile, che non ci sono solo gli allagamenti, sono anche preparati, sono anche pagati. Una parte mi sembra che la protezione civile non sia solo volontariato, ma una parte riceve anche un compenso. Ecco, non è il caso di ripensare, di vedere come far funzionare prima che ci rimette la vita, oltre ancora qualche cittadino o ragazzi. Cosa dice Sindaca?
Sì, vabbè, intanto non faccio parte di nessun partito, ma la mia è una civica, un'espressione appunto di un gruppo civico qui del comune di Fontanelle. Sì. Ecco, ci tenevo ovviamente a sottolineare questo. Dall'altro lato, centro-sinistra, centrodestra, proprio civica? Noi siamo una civica pura. Va bene a spiegarlo, perché sai, la confusione regna sovrana anche sulle civiche, è meglio che lo spieghiamo bene. È una civica pura fatta di persone che si sono messe a disposizione della comunità per cercare appunto di fare del bene e portare ovviamente del bene. Ecco, detto questo, penso non ci sia nessun colore politico che deve occuparsi di questa situazione, ma un po' tutti siamo chiamati a cercare delle soluzioni. Quello che possiamo dare, come dicevo prima, anche noi come semplici cittadini non possiamo metterci ad autodifenderci. Ripeto, abbiamo delle forze dell'ordine, anche qui noi abbiamo la stazione dei Carabinieri che è sempre sul territorio, monitora il territorio, ovviamente con la disponibilità di personale che ci sono. Quindi l'importante è che più che autodifenderci o comunque cercare in qualche modo nelle chat di dare delle info che magari arrivano poi alle persone sbagliate, proprio magari a chi sta portando a segno il colpo, l'importante è avvisare le forze dell'ordine, perché sono lì e immediatamente escono. C'è questa diceria che arrivano sempre in ritardo, che non, in realtà sono sul territorio, lo monitorano, perché vedo anch'io l'importante e il grosso lavoro che fanno, vanno ovviamente aiutate. Quindi proprio il nostro compito dei cittadini è quello di avvisarli di qualsiasi movimento strano, diverso dal solito, noi notiamo nel nostro territorio. Aspetti, perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea. Pronto? Sì. Chi sei? Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Premesso che non voglio e non intendo colpevolizzare certamente il sindaco, e un paio di concetti che volevo esprimere, li ha già espressi la conduttrice. Volevo anche aggiungere, appunto, in merito a quello che si è detto, al di là dei colori politici, che la situazione non è nata certamente ieri, la si conosce da sempre. In particolare quel momento come dire, in cui loro operano è proprio quello giusto per confondersi in mezzo alla gente. Non si può ancora battere sul fatto di avvisare le forze dell'ordine, avvisare le forze. Certo che lo facciamo, io ho subito anche un furto, quindi lo sto dicendo da parte, come dire, lesa, ma non serve a niente, è passiva la cosa. Bisognerebbe trasformare il tutto in una forma attiva, caro sindaco, nel senso che è giusto che i cittadini non possono farsi sicuramente giustizia da soli, per amor del cielo, ci mancherebbe altro, non siamo neanche attrezzati per farlo, rischieremmo ovviamente di troppo. Aggiungerei che non siamo neanche pagati per farlo, però. E io non capisco come mai la polizia locale, comunque, almeno a livello di giurisdizione, per quelle che sono le competenze a livello di comune, non possano essere in qualche maniera incrementate e impiegate anche in orari diversi, anziché stare a fare multe un po' più leggere, un po' più facili, mi scusi, non voglio essere polemico ma devo dirlo, che fanno casse al comune ma non garantiscono la sicurezza. Mi spiego meglio, si parla di un autovelox che sicuramente garantisce la sicurezza, non ci sono dubbi, ma è fin troppo facile fare quel servizio. Sarebbe meglio impiegare queste forze, magari incrementandole. Sono sicuro che i cittadini capirebbero anche in questo senso l'eventuale aumento dei servizi offerti poi dal comune, affinché ci sia una sorveglianza attiva, caro sindaco, non passiva, perché il sospetto è inutile che lo stiamo a dire. Se è sospetto, cosa fanno poi? Lo mettono, come dire, ai ferri perché ne analizzano le intenzioni? Lo devono cogliere con le mani sul fatto, e anche lì, se lo colgono, l'indomani mattina sono già fuori. Ma questo è un altro discorso. Il mio concetto comunque rimane quello. Il servizio sì, ma attivo, non passivo. Ed è un compito vostro, da responsabili dei territori, non solo lei ovviamente, ognuno avrà le sue competenze a livello di questura, insomma, carabinieri, quello che è ovviamente. Però insomma bisognerà fare qualcosa di molto più importante che non venirsene fuori sempre con molto chiaro, ti ringrazio, grazie della telefonata e l'espressione dei cittadini. Per quello io, sindaco, lo dico ai sindaci, mi sono permesso di dire questo, che le telefonate che ricevo sono tante, purtroppo abbiamo le forze dell'ordine che abbiamo, non ce la fa, non c'è niente da fare, l'ha detto anche lei, il furto non è stato sventato perché non sono riusciti a individuare questi personaggi, questa è la verità. La fanno franca, sindaco, la fanno franca dappertutto, sempre, comunque, raramente si ha la fortuna di sentire che le forze dell'ordine sono arrivate in tempo e hanno arrestato questi malviventi. Questi sono dei criminali veri e propri, avete visto con che coltelli girano?
E non possiamo difenderci in casa nostra, perché se ci difendiamo passiamo dalla parte del torto, come dice il nostro ascoltatore, vai a chiamare, vai che aspettano, questi ti ammazzano intanto, questa è la verità. Sentiamo anche il sindaco Favero come ci saluta. Prego sindaco, veloce, siamo in chiusura. Sì, intanto faccio un grande ringraziamento al lavoro delle nostre forze dell'ordine. Io penso che anche in loro in questi momenti c'è un grande senso di frustrazione, nel senso che per quanto facciano bene il loro lavoro, anche come si diceva prima, se riescono a prendere questi malviventi poi tornano fuori, perché la frase che io sento e che mi dà sempre più fastidio è già noto alle forze dell'ordine. Se è già noto, questo non deve essere più noto, deve essere attenzionato in una maniera completamente diversa o rimanere in galera per quel che mi riguarda, perché purtroppo questi malviventi sanno che anche se vengono presi comunque poi saranno rilasciati in tempi brevissimi, e questo non è assolutamente un deterrente per loro, e quindi continueranno ancora a farlo, lo rifaranno, li prenderanno e sarà un già noto alle forze dell'ordine un'altra volta. Quindi sicuramente un senso di frustrazione da parte delle forze dell'ordine, e poi non ci lamentiamo se i cittadini, come diceva la signora, hanno questo senso di vendetta e vogliono farsi giustizia da soli. Per me, nel momento in cui qualcuno entra in casa mia all'interno delle mura, deve essere paragonato a una violazione fisica, e quindi la reazione che posso avere è paragonabile alla reazione fisica, e quindi a un'aggressione fisica da parte di chi entra a casa mia, perché è una violazione del domicilio, della mia intimità, e quindi sono convinto che questo dovrebbe essere il passaggio. Se questo ci fosse, probabilmente qualcuno ci penserebbe 2 volte ad entrare in casa di altri. Molto chiaro. Sindaco, secondo lei ci sarebbe la possibilità di intervenire anche con la protezione civile, quella addestrata, quella giusta, oppure anche con l'esercito, oppure incrementare ancora di più quello, come diceva il nostro ascoltatore, anche la polizia municipale? Ecco, si dovrà fare qualcosa, perché non possiamo stare fermi e aspettare che questi qua, perché i furti sono aumentati, le rapine sono aumentate. Guardate, veramente abbiamo sentito anche ieri, che abbiamo fatto vedere nei nostri telegiornali, 2 rapine, veramente queste persone sembra di essere nel Far West. Ma stiamo scherzando? Qui c'è la pelle, il rischio. Sindaco, prego. Sì, certo, questo si può fare. Noi, per dire, nel nostro piccolo, con la polizia locale associata che abbiamo nell'Unione Montana, abbiamo aumentato gli orari, abbiamo aumentato il personale, abbiamo aumentato le telecamere all'interno del comune. Si cerca di fare tutto quello che si può, evidentemente, ma ripeto quello che ho detto prima, secondo me la prima cosa deve esserci un deterrente vero per chi compie questi atti. Oggi non c'è. Oggi sanno che loro sono tranquillamente puliti, nel senso che entrano, possono fare quello che vogliono, poi anche se li prendono fanno 1 o 2 giorni al massimo in carcere, se li fanno, e poi escono tranquillamente a ricontinuare a delinquere. Quindi, sentiamo anche cosa dice Marco Semenzato. Marco, tu cosa vuoi dire? Effettivamente quello che viene a mancare dopo la fine è la certezza della pena. È quello il problema di fondo, e ha ragione il sindaco quando dice che le forze dell'ordine si trovano in difficoltà. Purtroppo per le attività che svolgiamo anche come Croce Rossa ne siamo a stretto contatto, effettivamente questa problematica si vive, e sinceramente basterebbe la certezza della pena e si risolverebbero tante problematiche che magari in questo momento abbiamo. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio, veloce. Sì, buongiorno a tutti. No, per quanto riguarda il pattugliamento delle città, non sarebbe mica male. Però a me sembra che queste leggi che si continua a parlare, che vengono rimessi fuori subito dopo qualche ora, questi che parlano, che dicono che vengono rimessi fuori strada, sono là che governano dal 94. Cioè io capisco che per scrivere una legge ci vuole tempo, però insomma il primo governo Berlusconi era nel 94, poi siamo nel 2025 e stiamo dicendo le stesse cose che dicevamo nel 94. Non so. Poi volevo innanzitutto dire una cosa, visto che c'è lì quello della Croce Rossa. La Croce Rossa è nata da uno svizzero che si chiamava Henri Dunant, in Italia, proprio dove questo svizzero cominciò a scrivere le cose della Croce Rossa, le leggi della Croce Rossa. Doveva incontrare Napoleone III e vide nella battaglia di Solferino e San Martino
la strage che ci fu, erano 350.000 persone, un sacco di feriti, e praticamente gli scrisse le prime leggi della Croce Rossa. E praticamente Canova era morto nel 1822 e la battaglia di Solferino è del giugno del 1859. Tanto perché sono 27 anni di differenza tra la Croce Rossa e Canova, da quando morì Canova e la Croce Rossa. Buona giornata signori. Grazie caro Claudio, grazie. Allora io saluto gli ospiti. Sindaco Favero, lei potrebbe rimanere ancora 10 minuti che volevo presentarle delle persone o deve scappare? Se sono 10 minuti ce la faccio. Dai. Grazie Sindaco, mi fa proprio piacere perché è importante che lei ci sia in questo momento, la ringrazio veramente, ma lo sa che se la chiamo c'è un motivo particolare. Ringrazio veramente Maurina Sessolo, Sindaco di Fontanelle, lista civica, spieghiamo bene, se non sbagliamo, ha fatto bene a dirlo perché la confusione regna sovrana ormai anche nelle liste, perciò è giusto spiegare. E il nostro invece Marco Semenzato, Presidente Comitato Croce Rossa Italiana a Venezia, rimane ancora un pochino. Grazie, pubblicità. Ecco questi graditi ospiti, abbiamo in presenza il sindaco di Spresiano, sindaco della Pietra, grazie di essere qui sindaco. Grazie a te, Mirella, buongiorno a tutti. Perché vorrei partire con questa foto importantissima del Banco Solidale, dove dopo questo mio appello accorato, che non avevo nessun panettone per Natale, ero disperata anche se avevo i soldi per prendere, ma non erano ancora arrivati, il 5 per 1000 doveva ancora arrivare il 27 come vi ho detto, così sapete che è arrivato il 5 per me il 27, ma io i panettoni dovevo averli prima di Natale e perciò ero un po' veramente preoccupata perché anche un panettone riesce a far sorridere le persone, dare quel senso di Natale che è anche il panettone, E cosa è successo? Mi chiama il sindaco Marco Della Pietra e mi dice: guarda Mirella, che io vorrei portarti, mi ha chiamato subito dopo la trasmissione, perciò aveva visto il mio appello accorato in trasmissione, e mi ha detto perché con Visentin, questo ambassador du pain, che voi avete anche conosciuto, questi ambasciatori del pane hanno vinto questo riconoscimento anche in Francia, avrei questi panettoni da portarti, da regalarti. Questa è la foto che sono arrivati, poi quando avremo anche il Visentin con la moglie, questa meravigliosa donna sensibile, farò vedere anche il video perché li abbiamo divisi in due perché questa mattina non potevano venire, però l'importanza, vedete che la politica ci ascolta, quella giusta, quella sensibile, e sono gli amministratori, i sindaci che io invito sempre. Allora intanto grazie al sindaco Della Pietra. Cosa l'ha colpita del mio appello, questo appello accorato per dire ma come un emporio provinciale dentro la provincia dove arriva il mondo, il cittadino porta i panettoni, per le istituzioni non ne ha portato neanche uno. Prego. Ma io credo che abbia già detto tu cosa può colpire, il fatto che comunque ci sia un lavoro dietro che molto spesso si dà per scontato. La gente non sa cosa significhi, la gente, non tutta chiaramente, ma molto spesso non si sa cosa ci sia dietro a un banco solidale come quello che gestite voi. C'è un'organizzazione di volontari e c'è una disciplina anche dietro un banco alimentare che non è cosa da tutti i giorni, per cui sapere che voi arrivate in aiuto a tantissime famiglie e sapere che vi manca una cosa come il panettone, che può sembrare banale, ma come dicevi tu, il panettone fa famiglia, fa Natale, fa comunità, fa stare assieme, poi il dolce, viva Dio, è il dolce. E quindi ecco, quello mi ha colpito, il fatto che grazie a Mirko, perché io non c'entro niente in questa cosa qua, ho fatto solamente da tramite, e prima tra l'altro di venire da voi, è giusto dirlo, siamo passati per tante associazioni di Spresiano e quindi abbiamo cercato di distribuire anche per le nostre associazioni chiaramente.
Poi con l'ultimo centinaio di panettoni, quelli 130, che hanno detto 50, vedete nel video, sì, erano 130. E insomma, no, abbiamo detto andiamo dove sappiamo che i nostri panettoni andranno Perché vedete, c'è anche da dire un'altra cosa che a me, e te l'ho detto a te, talvolta quando si fanno le buste della spesa, chiamiamole così, quelle non date dal comune ma date dalle associazioni esterne, qui abbiamo la Croce Rossa che ne fa tantissime, abbiamo la San Vincenzo, abbiamo tantissime associazioni, adesso non le cito tutte, però talvolta capita che non avendo la famiglia bene inquadrata, come magari ce l'ha il comune, perché il comune sa benissimo chi sono, no? Quali sono gli accessi ai servizi, e talvolta magari ti trovi anche delle robe che dai buttate via. Io credetemi che se avessi trovato un panettone di Visentin buttato via, ci sarei rimasto oltremodo male. Qua sono sicuro che alle associazioni che l'abbiamo dato e anche a te, sono sicuro che... Cosa l'ha colpita, sindaco, del nostro Emporio Solidale quando è entrato? Allora, sono onesto, mi ha colpito l'organizzazione, io non c'ero mai stato, è stata un'occasione... No, si improvvisa, che anche un ufficio ma non era mai stato. No, un ufficio, adesso perché dopo no. È vero? E in realtà sì, l'organizzazione è stata una cosa micidiale perché lì è tutto catalogato, è tutto ben ordinato, si sa quanta roba c'è, quando scade, quando tutto, e poi dopo soprattutto c'è una sensibilità in ordine anche alla scelta, perché vedete spesso uno dice questo se ciappa e va, invece no, perché c'è chi magari non può mangiare il pesce, c'è chi ha delle intolleranze e uno non se lo aspetta dal banco solidale, che uno dice vabbè, chi se ne frega la tua intolleranza, ti godrà qualche dunque, e invece no, è tutto mi ha colpito quella lavagna lì, c'è una lavagna, ma una lavagna semplicissima, lavagna scritta a gesso, voglio dire, cioè robe che possiamo aver tutto, con scritto bene, se non ti do il tè, ti do l'acqua, e se no ti do il latte, il caffè, cioè hai la possibilità di scegliere, che è un po' come fare a spesa, e vi dirò, per una persona che è in difficoltà, anche avere la possibilità di scegliere, secondo me è un valore aggiunto, è un qualcosa in più. Allora sentiamo anche il presidente Marco Semenzato, poi andiamo dal sindaco. Sì, effettivamente Croce Rossa lavora alla stessa maniera in tutto il territorio nazionale, nell'ambito sociale, con la distribuzione di viveri, e vengono organizzati un po' come sono organizzati il tuo sistema, dove abbiamo date di scadenza, abbiamo tutto quello che abbiamo a disposizione, però tante volte purtroppo cosa capita? Capita che magari per il Natale non siamo riusciti a distribuire il panettone perché non avevamo a disposizione, oppure capita magari avere delle borse. Panettoni voi? No. Ecco, vedi che aveva ragione la Mirella, ma vedete che ha ragione, non arrabbia con questa roba. Però la Croce Rossa a Spresiano sono arrivati, perché la Croce Rossa di Spresiano... E perché siete qui in due? Perché voi avete fatto una cosa assieme? No, non è noi siamo venuti anche alla Croce Rossa. Noi siamo stati invitati allo stesso evento che ha organizzato la Croce Rossa di Treviso, quindi la Presidente Cardarelli. Che salutiamo. Che salutiamo ancora. E praticamente ha fatto un galà e ci siamo conosciuti in quell'occasione. Allora io ringrazio tantissimo Marco Semenzato, Presidente Comitato Croce Rossa Italiana Venezia, di essere stato con noi. Cerco un giovane o una persona, dai, vediamo chi arriva prima. Diamo precedenza, dai, la figura femminile che si siederà qua vicino al sindaco di Spresiano, perché voglio fare una domanda con il sindaco Favero di Possagno. Grazie Marco, ci sentiamo, buona giornata, prego accomodati. Eccola qua. Allora sindaco, perché le farò incontrare questa persona che si chiama Chiara Visiol. Chiara Trevisiol, eccola qua, guardate che bella che è Chiara. Adesso diamo il microfono anche a Chiara, non serve che la regia si scomodi, facciamo tutto noi in diretta, perché noi siamo bravi, riusciamo a fare tutto. Saluto Valerio intanto, ciao Valerio. Ecco Valerio, il sindaco di Possagno, tienilo in mano intanto Chiara, tienilo così in mano senza nessun problema, vicino alla bocca, bravissima. Allora Chiara, io ti farò vedere adesso una cosa molto bella. Ti faccio vedere il restauro della Gipsoteca di Postagno. Allora, se per cortesia la regia mi manda ancora una volta, perché è troppo bello da non ammirare, ecco, lo rivediamo, questo restauro della Gipsoteca di Possagno. Con il
il taglio del nastro e lo svelamento della rinnovata ala Lazzari è stata ufficialmente riconsegnata alla comunità e alla collettività la gipsoteca di Antonio Canova, che è stata sottoposta a una serie di interventi di restauro e sistemazione. Tanta bellezza che è stata davvero apprezzata dalle persone che oggi non sono volute mancare a questo evento. Un'emozione grandissima e anche una valorizzazione di un patrimonio che già è sempre esistito. Sono emozionata soprattutto nel vedere che c'è un'attenzione all'arte, alla bellezza e alla conservazione del patrimonio culturale che è nostro. Avere un bagno proprio di cultura e di arte ad alto livello ti aiuta ad affrontare un futuro con più positività. E grandi lo stupore e l'orgoglio anche del presidente della Fondazione Canova, Massimo Zanetti. Quando tutti siamo entrati abbiamo fatto tutti oh, perché veramente è uno splendore, si entra nella bellezza che noi dobbiamo a Antonio Canova, che è stato il più grande scultore neoclassico. La bellezza genera bellezza, come è stato detto, perché è veramente un'emozione incredibile entrare qua e vedere appunto come è stato tutto restaurato, rinnovato. Una meraviglia. Sì, lascia a bocca aperta davvero, sì. Vedere proprio la navata aperta e tutto, è davvero merita. E poi siamo grati al Canova perché ha fatto questo per i possagnesi, quindi non possiamo che essergli riconoscenti. Ed è con noi Chiara Trevisiol, questa ragazza, questa allenatrice. Cosa fai, Chiara? Cosa alleni? Un under 16 femminile di pallavolo nel volley spresiano. Allora, siccome voi siete la nostra bellezza, siete il nostro futuro e siete bellissimi, io ne ho le scatole piene di vedere sui giornali dappertutto questi ragazzi che si comportano male, che sono pochi rispetto a voi, che siete in tanti, che tutti i giorni, non come a fare fatica una volta a settimana, una volta all'anno o dove si arrivano, voi siete tutti i giorni nel pezzo e siete la bellezza dello sport. Però lo sport è bellezza e cultura. Sei mai stata alla Gipsoteca Canova? Non ancora, onestamente, purtroppo, e sarà uno dei buoni propositi per il 2025. Ferma, facciamo un regalo. Sindaco, pronto? Sì, eccomi qua. Eccolo qua il nostro sindaco Favero. Riusciamo a fare un regalo a questi ragazzi, che iniziamo a premiare questi ragazzi con una bella gita a Possagno a vedere questa meraviglia che abbiamo? Assolutamente sì, vi ospito molto volentieri. Grazie, capito perché volevo che rimanesse qua, sindaco? Perché adesso chi si offre anche il pranzo del sindaco di Sprediano, che viene su anche lui. Sì, ovviamente sì, perché l'amico Marco le accompagnerà evidentemente. Cominciamo a premiare, io vede sindaco, e lo dico anche a Marco Della Pietra, io inizierei a premiare le persone che meritano, perché se continuiamo a premiare sempre i VIP, i soliti VIP, pure persone che neanche si conoscono chi sono, a volte mi dice Mirella, ma sei qui a chi a premiare che non so neanche chi sia. Non importa, va bene tutto, però io inizierei a contrapporre, sindaci, a questi ragazzi che si comportano male, magari facciamo premiare anche da loro, non sarebbe mica male l'idea, con voi presenti, questi ragazzi che si comportano bene. Allora, questi ragazzi che hanno sbagliato, magari, visto che conosciamo i nomi e i cognomi, chi sono, li facciamo premiare e diamo il premio a questi ragazzi con voi presenti. Cosa ne dice Della Pietra? Iniziamo a premiare questi ragazzi tra di loro e vediamo cosa viene fuori? No, ma io sai che, a parte che non ho coraggio a contraddirti, quindi non lungi da... No, assolutamente sì, no. Allora, credo che l'esempio positivo sia la cosa migliore da dare. Si parla tanto di prevenzione, di repressione, e invece facciamo vedere che noi abbiamo anche della gioventù sana, della gente che si dà da fare, e magari appunto l'esempio positivo può essere quello che poi funge da stimolo anche per chi magari, perché adesso non voglio incolparli, uno può anche non averne avuti o non averne visti di esempi positivi. Facciamoglieli vedere. Cosa dici? Sì, sono pienamente d'accordo. Sindaco Favero?
Sì, sono pienamente d'accordo. Io, per dire, ti dico un piccolo aneddoto. Qualche settimana fa ho dato le borse di studio ai ragazzi meritevoli che sono usciti dalla terza media per me e dalle superiori, e la metà facevano musica, facevano scuola di musica. È stato un dato che mi ha balzato alla mente, perché questo significa anche fare musica come fare sport, vuol dire essere abituati a fare sacrificio, allenamento, allenarsi a casa, studiare per arrivare ad un risultato, e questo crea una mentalità vincente, e la si vede poi anche nei risultati della scuola e quindi nei ragazzi che fanno sport, che fanno musica, che sono impegnati, quindi sono il nostro presente, non il nostro futuro sicuramente. Chiara, cosa hai provato nel momento che il sindaco ti ha detto vi invito io a vedere questa bellezza? Dimmi. Una forte emozione. Eccole qua. Sicuramente, perché è un'esperienza nuova che non ho ancora fatto. E anche le tue compagne di squadra gradiranno questa presenza, certo, perché noi invitato tutta la squadra, lo dico io che lo faremo confusione. No, proprio tutta la società, sono 250 persone. Tutti. Vero sindaco, tanto voi siete pieni di soldi, i sindaci sono quelli che hanno tanti di quei soldi. Lui. Sindaco di Cortina ha detto che non c'è problema, forse che rimane a tutto, ma quando davanti alle telecamere non c'è problema per continuare con la pista da poco, torneremo tutti in Cortina, invece l'unico sindaco, poi ha detto che no, ma l'aveva detto davanti alle telecamere, non si scappa. Allora sindaco, cosa cerco? Riuscire a emozionare questi ragazzi, ha capito dove voglio arrivare? Dobbiamo emozionarli, sono là che non aspettano altro. Prego sindaco, poi la lascio. No, verissimo, e sono contentissimo e confermo la volontà di averle ospiti nostri qui in museo, perché sicuramente sapranno apprezzare l'arte del nostro museo, perché come hai detto bene tu, chi fa sport, chi si dedica a questa attenzione, questa sensibilità, che sicuramente è quella perfetta per venire qui da noi in museo, e sono contentissimo di poterlo ospitare assieme a Marco, che verrà sicuramente con loro ad accompagnarle, immagino. E quindi io vi ringrazio, saluto Chiara, vi aspetto, rimarrò in contatto penso con Marco a questo punto, visto che ho la fortuna di conoscerlo, per fare questa visita assieme al museo. Posso dire una cosa io, Valerio? Non è che mai avuto modo di parlare di questa cosa qua. Allora, io ho fatto studi scientifici, però la storia dell'arte al liceo scientifico era comunque materia con determinate ore, insomma, durante la settimana, e sono sempre stato molto affascinato dal Canova. Sono andato in gita scolastica quando avevo 18 anni a Londra, e pensa, io sono stato in Gipsoteca, l'ultima volta sono stato tempo fa, quindi approfitto anch'io per venire Però a Londra abbiamo fortemente voluto andare a vedere una mostra del Canova. Uno dice, caspita, hai la Gipsoteca fuori di casa, e ricordo questa cosa qua perché effettivamente è... Cioè, quando si dice la bellezza genera bellezza, quando si dice che è lo scultore neoclassico per antonomasia, è proprio vero. E quindi il mio è un invito anche a chi non ci fosse stato ad approfittare di questa cosa, perché nel resto del mondo ce lo invidiano. Sono gessi, ragazzi, andate a vederli perché non... Facciamo vedere anche le immagini appunto di questa meraviglia che abbiamo, perché anche a casa godono, e a chi magari non riesce a muoversi anche di questa bellezza che gliela facciamo vedere, perciò a casa seduti in poltrona o a letto guardatevi perché sono bellissimi. Grazie sindaco, la lascio perché so veramente che l'ho fatta attendere perché meritava, ecco, io volevo arrivare a questo stamattina, chissà perché riesco sempre, lo so che altri non riescono, ma perché? È un po' il cervello annebbiato su quello che serve a questi ragazzi. Grazie veramente sindaco Favero. Grazie Mirella, grazie a te. Ciao Marco, ciao, e ci vediamo con Chiara. Grazie. Allora Chiara, cosa vorresti dire a questi ragazzi che sono pochi rispetto a quelli bravi che abbiamo la fortuna di avere nella musica, nell'arte, nella scultura, nello sport, in tutte quelle realtà che voi toccate con mano? Cos'è che non va secondo te? Ecco, tu hai detto una cosa importante, mi sono emozionata, ma è proprio così difficile emozionare anche quei ragazzi che magari non per colpa loro o per varie realtà, io li so, io faccio una messa in prova, so quello che dico, perciò è inutile che me la dite, io so cosa c'è dietro questa realtà. Cosa vorresti dire a questi ragazzi, Chiara? Che cerchino di emozionarsi, perché effettivamente al giorno d'oggi i ragazzi fanno fatica ad emozionarsi ed appassionarsi a qualcosa che per noi anche, cioè, che
che per noi è semplice, anche ad esempio davanti a un gesto del Canova, un amore psiche del Canova. Guarda Chiara, adesso Esatto. sto vedendo le immagini, prego. E quindi che cerchino di emozionarsi, perché effettivamente è proprio difficile per loro. Secondo te perché è difficile per loro? Perché qualcuno non riesce. Io dico sempre che questi ragazzi si sono creati, è come una noce dove dentro l'involucro è buono, è saporito, è dolce, però c'è questo guscio che purtroppo le persone diversamente giovani specialmente, o anche le famiglie, non riescono più a rompere, perché gliel'hanno creato loro il guscio. I ragazzi se lo sono creati per difesa, per difendersi contro quella realtà che vedevano tutti i giorni, che subivano tutti i giorni. Io mi ricordo, Chiara, quel ragazzo, uno dei ragazzi che ho avuto, e mi emoziona ancora, e l'ho abbracciato prima di uscire, lui è rimasto così, e ho detto: perché ti sei diventato rigido? Perché non mi abbraccia nessuno. Come non mi abbraccia nessuno? Ho detto: mamma e papà, ho problemi. Sai Mirella, mia mamma quando esco la mattina mi dice lo zaino, il letto, le scarpe. Cioè io non riesco a capire come non faccia capire che magari ho bisogno di qualcos'altro. Lui non ha detto un abbraccio, ha detto ho bisogno di qualcos'altro. Io l'ho guardato questo ragazzo e l'ho fissato negli occhi, proprio guardato bene, ed è uscita una lacrima. Una lacrima perché l'abbraccio che gli avevo dato io, lui l'ha sentito. Era un abbraccio che veniva col cuore, non un abbraccio di circostanza. Era un abbraccio all'improvviso, ho detto aspetta che gli do così, come hai detto tu Mirella, così. E lui l'ha sentito che non era un abbraccio e questo l'ha emozionato. Allora pensate a casa, voi dite a questi ragazzi, sono delinquenti, sono spacciatori, ne fanno di tutti i colori, ma c'è un perché. Cosa vuoi dire a questi genitori, a questi nonni, ecco, che hanno questi ragazzi, questa nonna che ha chiamato ieri, ha detto Mirella, mio nipote è all'obitorio, cerca di far passare il messaggio che si droghino meno, la droga che uccide i nostri ragazzi, e piangeva durante la telefonata di ieri. Cosa vuoi dire a questa nonna che ha chiamato? Che bisogna forse ascoltare di più i ragazzi e fare dei gesti semplici come che può essere un abbraccio, un ci vediamo dopo, anche solo delle semplici parole possono essere per loro molto importanti, perché effettivamente loro hanno creato un guscio e cercano di proteggersi con esso. Però dentro quel guscio c'è qualcosa di buono, vero? Perché come diceva Socrate, bisogna tirar fuori, saper educare, quindi gli adulti devono riuscire a tirar fuori quello che c'è dentro da ogni ragazzo. Quanto può essere importante lo sport, Chiara? Importantissimo, soprattutto io penso che lo sport di squadra, ma non solo, anche quello individuale, sia importante per riuscire a tirar fuori da ogni ragazzo quello che c'è di buono, perché nello sport di squadra ci si aiuta per arrivare a un obiettivo, quindi, ma un obiettivo che è comune e non è sempre vincere. Quando hai iniziato a fare sport, Chiara, quanti anni avevi? 5. Ho iniziato col nuoto, dopo ho abbandonato subito, però da quando avevo 6 anni gioco a pallavolo. Quanto ti ha aiutato fin da piccola, parliamo di 5 anni, a crescere un po' alla volta per capire l'importanza di questa disciplina? Tantissimo, mi ha aiutato a saper relazionarmi, a stare con gli altri, a condividere anche. Guarda, grazie, dico grazie a Marco per aver portato Chiara, poi sentiremo anche un altro ragazzo, sentiremo anche Mirko, per capire quanto è importante ascoltare questi ragazzi. Sono loro che devono sedersi nelle cattedre e noi davanti ad ascoltarli, perché se riusciamo ad ascoltarli forse riusciamo a capire che stiamo sbagliando tutto. Allora, io continuo a dire che sono stanca di sentire questi convegni, questi tavoli di concertazione, dove io li vedo, sono sempre i soliti noti che parlano, sono sempre loro. Chiara sorride perché sta condividendo quello che dice Mirella, e loro non ci sono mai. Si parlano tra di loro, si parlano, se la fanno, se la godono, alla fine il risultato zero.
e aumentano ancora di più. Avete visto cosa è successo anche l'ultimo dell'anno? Qui sta succedendo che cade il morto, c'è sempre il morto. Ultimamente andiamo piano con queste cose, andiamo molto piano, perché ormai tanto qual è il problema? La certezza della pena non c'è, sono minore, faccio quello che voglio, anche se sono maggiorenne chi se ne infischia, non si può andare avanti così. Allora noi dobbiamo coinvolgere il sindaco, lei fa parte di un tavolo importante anche in provincia, non solo in provincia. Io ho avuto una nonna, adesso la faccio vedere a Chiara, fai vedere la nonna seduta su quella sedia dove è seduto Mirko, che si è presentata alle 9 del mattino, poi le darò il nome e cognome sindaco perché sarà lei a fare questo passaggio, io non riesco a farlo e non lo farò. Questa nonna che ha preso la corriera, Chiara, è venuta da sola a 90 anni, perché cercava aiuto, ma non un aiuto economico, un aiuto di ascolto. Guarda la Chiara, queste mani che hanno lavorato tanto. Alle 9 stavo entrando in trasmissione, si è presentata questa nonna, mi ha messo le braccia al collo, si è messa a piangere e mi ha detto aiutami, perché ho bussato a tutte le porte e nessuno mi ha ascoltato. È arrivata anche con un panettone, Marco, un piccolo panettone. Allora, capite che non ci siamo proprio, Marco Della Pietra, sindaco, lei è così sensibile, possibile che questa nonna non sia riuscita ad avere quell'ascolto che meritava? Ha detto, ho bussato a tutte, lucida, lucidissima, non una nonna che aveva dei problemi, sono rimasta, l'ho fatta sedere proprio su quella poltrona. Lei ha assistito alla puntata che la guarda sempre, anzi salutiamo nonna Anna. Chiara, cosa dici? Sindaco, salutiamo nonna Chiara che ci sta guardando. E ti prometto, nonna Anna, che il sindaco farà quello che tu mi hai chiesto. Poi io darò il nome e cognome di questa persona, perché so che lui può arrivarci. Io non posso arrivarci perché c'è la privacy, c'è la burocrazia. Mirella purtroppo, oltre che ascoltarla e farla sedere, far capire che non era da sola, che c'eravamo, come ho promesso, però dovevo trovare la persona giusta per far ascoltare questa nonna. Cosa dice il sindaco? Perché manca questo ascolto? Ma nel mio paese c'è tutto, nei paesi ci conosciamo, abbiamo i servizi sociali che funzionano alla grande, rappresentanti anche politici, e poi arriva nonna Anna di 90 anni con la corriera, per fortuna che aveva un prete, Chiara, che a mattina lassù qualcuno mi ama, per fortuna l'ha portata a casa il prete dopo, però non solo, era in bicicletta. Quando l'ha lasciata dove ha detto lei, ha detto adesso prendo la bicicletta e vado a casa. Sindaco, cosa vogliamo dire a nonna Anna che la sta ascoltando? No, intanto faccio i complimenti perché molto spesso magari quando accadono certe situazioni la persona si rassegna, invece una novantenne che prende la bicicletta, va alla fermata della corriera, prende la corriera e viene qua, insomma, devo dire che sicuramente è di una tempra da ammirare. E poi voglio dire che comunque purtroppo non sempre i canali canonici sono quelli che poi dopo portano ad avere quello che si cerca o comunque ad avvicinarsi a quello che si cerca, per cui perdonami se lo dico così, ma ben venga che sia stata fatta questa cosa qua, perché magari ci sveglia un po' anche noi, no? Sveglia un po' le coscienze e ci fa capire che non sempre arriviamo. A me fa piacere che sia qua Chiara vicino a me, perché vabbè, insomma, l'avete sentita parlare, è inutile che vi dica com'è Chiara, ma loro, per dire, non più tardi di un anno fa, ma mi pare che lo facciano con cadenza ormai, perché vanno a trovare in un centro diurno di anziani, vanno tutta la squadra, tutte le ragazze, vanno a trovarli e passano un pomeriggio intero con loro. Prima si parlava di piccoli gesti, questo è un piccolo gesto che di fatto non, tra virgolette, non costa nulla, no? Se non un investire tempo. Ma provate a pensare a un anziano che è lì con i suoi amici, per l'amor di Dio, trattato benissimo, ma che si vede arrivare queste 10 ragazze che parlano con loro, che interagiscono, che raccontano, che si fanno raccontare, perché molto spesso all'anziano la cosa che più manca è l'ascolto, ma l'ascolto quello semplice, cioè te conto come che era ai miei tempi, no? Che è una roba che stiamo perdendo, no? Tanto è vero che loro non chiudono la porta, perché sono nati con la porta aperta. Sì, coi ciavi sotto qua la porta. Perciò loro non chiudono la porta, anzi quando vedono uno straniero, una persona sconosciuta, aprono la porta perché almeno parlano, come ha chiamato quella signora Chiara che ha detto
sai Mirella, per fortuna che ci sei tu che ti chiamo perché non riesco più a parlare, perché non parlo più con nessuno. Allora sindaco, Chiara e tutta questa squadra meravigliosa di ragazzi che lei ha, sarebbe il caso forse, oltre di andare nelle RSA, di andare a vedere cosa c'è nel territorio, queste persone che vivono da sole, fare un censimento come si faceva una volta, chi sei, che casa hai, quanti metri quadri, quanti frigoriferi, una volta scrivevo tutto e sapevano chi eravamo. Adesso mi sembra che abbiamo perso un po' questa... Ma lo sai perché si è persa un po' questa cosa qua? Adesso non voglio dare la colpa agli altri perché non è... Perché comunque, al di là del fatto che tutti si chiudano all'interno del proprio orticello, ma c'è anche purtroppo quella minima parte di feccia, perché bisogna chiamare le cose come si chiamano, umana, no? Che approfitta degli anziani e magari con la scusa di dire ma signora com'è, come non è, poi dopo magari li raggira e va anche a... Questo dobbiamo mandare delle persone sicure, no? Però capisci, no, la difficoltà anche... No, non capisco, perché noi abbiamo questo, adesso qua la coinvolgo, sindaco, l'ho fatta venire apposta. Allora, noi abbiamo 7.500 associazioni di volontariato e tutte fanno tutto, alla fine non riusciamo a capire perché non ci conosciamo tra di noi e tantomeno riusciamo ad arrivare alla fragilità, perché giustamente non ci danno il nome e cognome perché c'è la privacy e i servizi sociali sono molto attenti a questo e perciò non sappiamo chi sono. Ecco, se iniziamo invece a capire chi è e cosa fa anche nel mondo del volontariato. Hai i pulmini, perfetto, allora tu che hai i pulmini puoi andare a prendere questi anziani che sono soli a casa, fare la spesa, portarli al banco solidale, portarli alle visite. Tu cosa fai? Perché alla fine io mi trovo i pulmini fermi, tutti fanno tutti, ma poi i pulmini sono fermi. Tutti fanno tutto, tutti portano la borsa a casa della spesa, poi non si riesce a capire chi fa cosa, c'è chi ha di più, chi ha di meno, un caos totale perché non sono coordinati e organizzati. Forse capire di coinvolgere le associazioni di volontariato, anche con la protezione civile, l'ho detto prima, per un bene del territorio. Ma scusa, sono da sui fiumi, per via da protezione civile? No, cioè secondo me il panevin non è che possiamo impiegarla magari anche in situazioni di emergenza come la sicurezza di queste persone, di andare a vedere cosa c'è nel territorio, perché prima il sindaco Sessolo ha detto che i furti ci sono, però non sono in grado di gestire anche le forze dell'ordine, se ne sono andati via tranquillamente perché non sono riusciti a individuarli. Cioè c'è qualcosa che non mi torna, anche perché c'è una protezione civile che è anche pagata, non è che tutti volontari. Ecco, bisognerebbe anche distinguere chi è pagato e chi non è pagato. Poi tutti fanno volontariato, alla fine dico ma forse qualcosa non torna, prego. Vabbè, noi la protezione civile è organo del comune, quindi non è neanche esterna, non è neanche quella ANA, magari con gli alpini, ma è proprio nostra, quindi figurarsi se noi non ci appoggiamo e se non ci dà una mano forte. Tra l'altro noi abbiamo una protezione civile che ci invidia la provincia, abbiamo oltre 40 volontari e sono tutti fortemente aggiornati e formati, per cui io vado veramente fiero della mia protezione civile. Non è vero che si occupano solamente di panevin, parlo dei miei chiaramente, io quando esonda qualcosa, il problema è che purtroppo anche lì non dico che abbiamo le mani legate, perché poi noi la norma ci arriviamo fino a lì, talvolta la trascendiamo anche ma non lo facciamo vedere, però molto spesso abbiamo delle limitazioni anche a livello per esempio di gestione del traffico. Noi non possiamo mettere la protezione civile a darmi una mano con la viabilità. Perché? Perché non, secondo chi c'è sopra, non hanno le competenze e si rischia di... Allora io capisco la veemenza e lo sai benissimo che io quoto il 99% delle cose delle anche provocazioni che vengono fatte, però il problema è che finché non succede niente va tutto bene. Quando succede qualcosa dopo il volontario, perché qui te lo certifico che nessuno prende una lira, poi dopo magari ci mette bisognerebbe, guarda, e ti dico, allargo, butto la palla oltre, perché visto che si è parlato di sicurezza e anche Maurina prima sentivo che diceva sta cosa qua, ragazzi voi avete visto, adesso scusatemi se divago un attimo, però me li prendo 2 minuti, grazie, no, il fatto del carabiniere che ha sparato quell'egiziano che ha ferito, ha coltellato 5 persone, gli ha sparato, credo che abbia fatto il proprio dovere. Bene, quel carabiniere lì adesso dovrà trovarsi un avvocato, dovrà
patire le pene dell'inferno per aver fatto quello che è il suo dovere e cosa prende? 1.500 euro al mese. Allora, quello che voglio dire è, cominciamo a far vedere anche come Stato che noi siamo vicini a queste persone che fanno il proprio lavoro e che mettono a repentaglio la propria vita. Perché ragazzi, non ha sparato a una persona indifesa, ha sparato a uno che ha accoltellato 5 persone. Quel carabiniere lì ha finito di vivere, perché adesso avrà spese su spese, avrà casini a casa, cioè tutto quello che andrà dietro a sta cosa qua. Ora io non dico che questo è il caso estremo, però noi dovremmo far sentire anche le nostre forze dell'ordine che lo Stato c'è e che se succede qualcosa gli è vicino, no che rimanga allora, lì. lei fa parte di un partito molto importante che è Fratelli d'Italia, con una donna, anche una premier, anche molto tosta. Allora una volta si diceva il buonismo viene tutto dalla sinistra, la sinistra è troppo buona, adesso abbiamo una destra. Non pensa che questa certezza della pena che invocano i cittadini italiani sia tempo di metterla in atto con delle leggi sicure? Come mai si fa così fatica ad andare avanti, Sindaco? Perché purtroppo, e qua lo dico sempre senza timore di essere smentito, dobbiamo mettere le pezze a situazioni ancora più gravi che ci sono, quindi si è costretti a sistemare prima la falla per poi prendere in mano un'altra cosa. Guardate che ragazzi, io non dico niente di nuovo, il 110 ha portato l'Italia a un'accelerazione verso lo sfascio che solo Dio sa. Si sta cercando di ancora frenare quella che è stata una deriva dovuta a sta cosa qua. Il PNRR, sapete che io sono criticissimo nei confronti del PNRR, perché quando è stato richiesto era una situazione emergenziale. Scusate, se tutti gli altri paesi hanno chiesto meno, siamo i più furbi noi? No, perché adesso chiediamoci anche sta roba qua. Cioè non è che l'Italia all'improvviso si sveglia che è la più brava di tutti. No, è stato chiesto troppo. È stato chiesto in una situazione emergenziale, la situazione emergenziale non c'è più, quindi tutto quello che è stato chiesto in più si rischia adesso di doverlo pagare, perché ricordiamoci che il PNRR è un prestito, non sono soldi a fondo il 75% è in prestito, ragazzi, quindi diciamo una grossa parte. Quindi, e nel momento in cui i paesi magari o i comuni ad altre latitudini, perdonatemi, però anche le velocità sono differenti, è inutile non dirlo, che magari hanno fatfatto degli investimenti che non porteranno a termine, poi per essere pagati coinvolgeranno tutti. E quindi Pantaeon, anche a sto giro qua, che siamo noi. Sì, siamo noi. Chiara, cosa vuoi dire dopo aver sentito le parole del tuo sindaco, ma soprattutto anche degli altri sindaci? Ecco, cosa chiederesti tu, ad esempio, alla politica, anche come sportiva, come ragazza, come sportiva, come donna? Cosa chiederesti, ecco, nel 2025, dopo aver sentito i femminicidi, abbiamo sentito di tutto e di più, cos'è la cosa che ti preoccupa di più e quella che vorresti veramente che fosse nel primo posto? Che ci siano effettivamente degli aiuti per le associazioni che operano nel territorio, ma di tutti i paesi. Noi siamo fortunati perché come Spresiano, come comune, abbiamo veramente diversi aiuti, però non tutte le associazioni nel territorio limitrofo riescono a sopravvivere, perché siamo un po' lasciati da parte. Ma quanto brava che sei, Chiara, sai perché? Perché hai detto una cosa che Mirella dice sempre, devo ripetere anche 3-4 volte. Io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco, ad avere quell'insegnante, quel dirigente. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. E quello che mi aspetta di diritto è quello che hai detto tu. Perciò dovrebbe essere anche questa unione che hanno fatto i sindaci, questa ANCI, dovrebbe preoccuparsi di queste cose. Io mi ricordo l'ex sindaco di San Fior, sindaco della Pietra, quando ha detto io non ho una palestra. Io a San Fior non ho la fortuna di avere una palestra. Allora io dico, scusa, ma i sindaci attorno, non è che uno abbia alzato la mano e dico, vieni da me che ho la palestra, che ti posso ospitare. Capisci che non c'è questa unione? Capisci che volontari insieme si sono presentati al nuovo direttivo in 10 e tra i 10 sono 2 associazioni che si presentano 2 volte contro centinaia di associazioni che si vedono, si sentono rappresentate e non partecipano neppure. Ma allora vale la pena di continuare così, secondo te, Chiara, o c'è qualcosa che non va di unire queste associazioni di volontariato, di capire chi vuole esserci, chi fa veramente del bene non guardare il campanile più alto? Bisognerebbe aiutarsi appunto tra noi stessi, perché siamo delle piccole realtà di volontari spesso che
bisogna aiutarsi, ecco, e ascoltarsi. E questa è una cosa veramente importante. Allora andiamo a vedere Bambini, carta d'identità Spresiano, e ringraziamo Chiara Trevisoli, è stata con noi, e grazie veramente, ma vi inviterò ancora e lasciamo il posto al nostro Mirko. Andiamo a vedere il servizio. Una nuvola di cappellini gialli, i bambini della scuola materna di Spresiano che nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia hanno consegnato la loro carta d'identità al sindaco per la firma di rito. Non un documento qualsiasi, ma il loro documento realizzato con le loro mani. Dovevano scegliere uno tra tutti i diritti e hanno scelto il diritto al nome. Sorpreso ed emozionato per questa scelta il primo cittadino, Marco Della Pietra. Perché ci tengono a essere parte di una comunità e riconosciuti all'interno della propria comunità. Credo che sia un messaggio davvero forte che questi bambini hanno dato non solo al sindaco di Spresiano, ma credo a tutta quanta la comunità. I bambini hanno creato insieme agli insegnanti la loro carta d'identità, dove hanno scritto il loro nome, il loro cognome, la loro data di nascita e il comune di nascita. Accanto a Marta Baldassarre la collega Paola Viola, insegnante della scuola dell'infanzia Bruno Pizzolato di Spresiano, racconta del percorso fatto fino ad arrivare a qui. I nostri bambini hanno 5 anni e per 3 anni abbiamo parlato loro dei diritti dell'infanzia, raccontato storie e cercato di sviluppare in loro proprio l'empatia e la vicinanza nei confronti dei bambini e delle persone comunque che hanno più bisogno di aiuto. Un documento, quello realizzato a scuola, hanno spiegato le insegnanti, perché i bambini possano, pur nella loro diversità, lingua, religione, colore della pelle, esercitare lo stesso diritto, quello di esistere. Ognuno di loro ha il diritto di esistere e visto che ha il diritto di esistere, ha il diritto anche ai suoi diritti. Proprio per questo abbiamo spiegato anche ai bambini che cosa sono i diritti, perché uno degli articoli più importanti di questa convenzione parla proprio di come i bambini debbano essere informati su quali siano i loro diritti. Ecco, colgo l'occasione per salutare questa grande amica che ho, che fa parte di Una mano per un sorriso, pensate, For Children, Paola Viola, che voi avete conosciuto, che adesso è in Africa per aiutare i bambini, ma nell'Africa dove c'è la più grande discarica che si possa immaginare. Lei è là per portare un sorriso e dare una mano a questi bambini, perciò un abbraccio a Paola, vediamo se riusciremo a fare un collegamento, l'abbiamo già fatto con lei, che ci ha fatto vedere dove vanno a finire i soldi che danno a lei, come piace alla Mirella, tu mi dai e io ti faccio vedere come faccio io, e in molti dovrebbero farlo, allora forse arriverebbero ancora di più soldi, però vorrei sentire, presentati Mirko, chi sei? Mirko Giamporcaro, presidente di Basket Spresiano da 1 anno e mezzo circa, e niente, per tutte le cose che abbiamo detto prima, io insieme a un altro ragazzo abbiamo deciso di prendere in mano questa società. Entrambi arriviamo da padri fondatori 40 anni fa di questa società, abbiamo ricevuto tanto e adesso era giusto ridare qualcosa a questi bambini, provando anche a fare delle cose diverse. Chiaramente facciamo basket perché facciamo basket, ma vogliamo farlo in un modo un po' diverso, investendo tanto sui bambini. Io in prima persona ho deciso, dopo anni, avevo mollato per un periodo, di tornare a allenare i bambini. Alleno bambini di 9-10 anni, è quella fascia di transizione tra il mini basket vero e proprio dove si gioca puramente e li accompagni alla pallacanestro. E da lì appunto ci crediamo molto in questo, cioè, partiamo tanto da lì, serve a noi come Basket Spresiano, a noi come pallacanestro a livello nazionale, ma serve tanto al comune dove viviamo, dove interagiamo quotidianamente. Come vedi questi ragazzi che tu hai, che tu cerchi di far loro capire che c'è un percorso molto bello, grazie anche a questa disciplina sportiva? Prego. Sì, allora, io li vedo, mi piace tantissimo, nel senso che ho ritrovato quelle cose semplici, li trovi che sono semplici, ingenui su tutto, gli insegni delle cose che chiaramente riguardano la pallacanestro, ma non solo, e ti fanno emozionare. Ogni giorno in cui vai in palestra tu ti emozioni con loro
il piacere della scoperta. Ti emozioni con loro, perché insieme vi emozionate. Sì, certo. Il piacere della scoperta da parte loro e loro ti fanno scoprire cose nuove. Allora, quanto c'è da lavorare con questi ragazzi, secondo te, Presidente, per far capire, dare anche una possibilità, hai sbagliato ma io sono qua, quando esci magari dalla struttura, quando esci da un carcere minorile che non se ne può più, quando esci da famiglie disastrate, sapere che c'è qualcuno che può darti una mano, ma dobbiamo andarli a prendere perché da soli non arriveranno mai. Purtroppo sì, dobbiamo andare a prenderli e qui chiaramente dovremo fare un ragionamento molto più ampio, nel senso che non possiamo andarci noi da soli come società sportiva, e anche se ci stiamo provando, nel senso che facciamo attività nelle scuole, facciamo attività integrative, però non è sufficiente, c'è proprio, viene vista un po' come un vorrei ma non posso, quindi fai fatica ad andare cioè loro non vengono in autonomia, magari qualcuno si avvicina, prova a sapere, a conoscere come sono le cose, però magari fai fatica a integrarle. E qui forse ci verrebbe un po' di sinergia tra le varie componenti che stanno all'interno del comune. Noi ci abbiamo provato, ci stiamo provando, abbiamo fatto un'attività che riguarda anche altre cose che riguardano oltre alla pallacanestro. Per esempio abbiamo fatto un torneo dove abbiamo piantato degli alberi, sia a Spresiano che a Macerata, che sono i territori dove... Che ai ragazzi piacciono tantissimo. Sì, certo, queste cose qui, c'era anche lì proprio la scoperta di un qualcosa di nuovo. E per Natale abbiamo provato a cercare delle sinergie con delle associazioni che fanno del volontariato, quindi abbiamo messo i bambini nella condizione di dire: avete dei regali e perché non portarli in palestra, che li diamo a qualcun altro che ha altre necessità, perché comunque c'è qualcuno che in questo periodo qua sta soffrendo per vari motivi. Bravo Mirko. E ci siamo attivati così, era un progetto di FIP, chiaramente non arriva solo da noi, però la differenza sta nell'appoggiare un progetto o vedere che c'è e lasciarlo là. Noi abbiamo deciso di sposarlo, l'abbiamo portato avanti, da cosa nasce cosa, altri sponsor hanno chiesto, visto che in questo periodo di Natale c'erano tanti panettoni, regali che arrivano a queste aziende, ha detto sono talmente tanti che non sappiamo cosa farne. Visto che Croce Rossa queste... era Sisa, ad esempio, dei panettoni. Cioè, però noi abbiamo coinvolta San Vincenzo a Spresiano, e abbiamo consegnato anche dei regali culinari. Un po', esatto, ecco, come si dovrebbe fare, donare per un sorriso, ecco, questo esatto, è quello questo che era dico proprio io. il messaggio. Allora andiamo a vedere un'altra cosa bellissima che ha fatto invece il sindaco di Spresiano, e qualcuno ha avuto il coraggio di criticarlo, naturalmente, come piace tanto in anonimato, ecco, mai che si metta la firma. Poi quello che ha detto che mi cambio sempre tutti i giorni, che non va bene perché sono veneti schiacciati dalla crisi, perciò secondo lui io dovevo avere sempre lo stesso vestito e guai cambiarne. Ma andiamo avanti, col sindaco. Col saio. Andiamo a vedere questa cosa bellissima invece che ha fatto il sindaco Marco Della Pietra. Attorno alle mura della stazione dei treni di Spresiano si sta consumando un vero e proprio scempio dei beni dello Stato, con la complicità del sindaco che ne permette l'imbrattamento, causando un brutto vedere da chi arriva da fuori, segno di indecorosa tenuta del territorio. Firmato Cittadini di Spresiano. È il contenuto dell'esposto arrivato via PEC all'indirizzo del sindaco Della Pietra. No, sono fortemente infastidito, ma anche perché non ti firmi Cittadini di Spresiano. Cittadini di Spresiano vuol dire tutto il paese. Io, guardate, ho avuto manifestazioni di stima e di gioia, e continuo a averne, riguardo quei graffiti. Per cui, ecco, firmati alcuni cittadini, oppure scrivi nome e cognome, che è anche più facile, così sappiamo chi siete e magari ci troviamo qua e facciamo due chiacchiere assieme. Lo sfogo arriva direttamente dal sindaco, che si è affidato ai social per denunciare quanto accaduto. Un attacco sferrato non tanto al primo cittadino, dice, quanto a un progetto di riqualificazione del territorio. Dovrebbe essere capito il progetto, lì c'è una progettualità in atto. Noi abbiamo chiesto alle Ferrovie dello Stato se potevamo utilizzare i loro muri per fare questo tipo di street art. Chi ha fatto questi lavori è un noto artista del settore che gratuitamente si è messo a disposizione, ma tutto ciò è prodromico a una progettualità che inizierà con il prossimo anno per i nostri giovani,
che volessero avvicinarsi a questo tipo di arte per appunto dare sfogo alla loro creatività. L'invito del sindaco resta quello di contattarlo. Poi onestamente da sindaco la cosa che un po' mi infastidisce, lo si faccia in forma anonima, farlo così secondo me insomma è poco dignitoso e non dico che nasconda una malafede di fondo, però anche sì. Allora sindaco, continui così perché è la strada giusta, molto apprezzata poi da giovani, anche perché questo uomo che ha fatto questi graffiti meravigliosi non è uno qualunque. Prego sindaco. No, lui è Ismo, mi piace, Antonio capirà che Ismo è il nome d'arte, ma lui era uno è tuttora un writer molto conosciuto, ma negli anni 2000 era uno dei più famosi in Europa, quindi non è proprio il primo, ecco, a caso. E si è proposto per questa progettualità che a seguito di questi primi disegni vede il mettersi in gioco da parte dei giovani. Noi facciamo come servizi sociali, ma a livello, anzi come politiche giovanili, ma a livello provinciale addirittura. Ricordo che Spresiano gestisce i fondi regionali per le politiche giovanili provinciali. Facciamo tanti di quei laboratori. Adesso per andare incontro ai giovani non è che tu possa fare i laboratori di diapositive, perché le diapositive sono una cosa che appartiene alla mia di generazione. Adesso si fanno laboratori di parkour, si fanno laboratori di DJ, si fanno laboratori di graffiti, si fanno cose che comunque possano permettere ai giovani di dare libero sfogo alla loro creatività, ma soprattutto di tirarli via da quelle che potrebbero essere situazioni assurde. Quelli che poi partecipano a questo tipo di progettualità qua non è che siano proprio i ragazzini più tranquilli al mondo, che magari fanno lo sport, magari fanno il basket o la pallavolo, e sono anche bambini che hanno ragazzini che hanno anche qualche così, chiamiamola difficoltà, o che magari sono un po' più turbolenti. Non vi dico come sia terapeutica una cosa del genere. E invece cosa succede? Succede che i furbi soliti, invece di venire a parlare con me, che io parlo con tutti, che poi dopo non... uno, No, ma secondo me è più di uno, ma poi tra l'altro adesso si stanno anche manifestando, perché poi dopo vedo, non so se sia semplicemente voglia di emulazione o se sia semplicemente la voglia di rompere le scatole del sindaco, ma ho visto qualche membro della minoranza che pubblica murales di altre città dicendo che quelli sono quelli che ama, e vabbè, vai a vivere lì, che così siamo tutti felici. Ma al di là di questo, che non voglio far polemica, ma me ne frego anche, se del caso, dico che l'ufficio mio è sempre aperto, non c'è nessun problema a venire di sopra e mi dice guarda, mi fanno schifo. No, invece cosa si fa? Si fa un esposto in procura e in prefettura, che immagino abbiano altre cose da fare piuttosto che occuparsi dei graffiti di Spresiano. E tra l'altro, perdonatemi, ma giusto perché si sappia, l'esposto andrebbe fatto a querela di parte, quindi eventualmente dovrebbero essere le ferrovie, che mi hanno dato il permesso di farli, a dire no, non vogliamo più quei graffiti là. Però neanche questo si sa, quindi vabbè, dai, avanti. Allora sindaco, come ci saluta e che messaggio vuole dare anche per questo anno 2025? Sarà un anno difficile, perché questa è la realtà detta dagli addetti ai lavori, quelli che i numeri li interpretano, che sanno cosa sono i numeri. Ecco, lei che messaggio vuole dare all'inizio del 2025? Ma io credo che il messaggio forte l'abbiano dato Chiara e Mirko oggi. L'idea della collaborazione, del rimanere uniti, del comunque serrare le fila anche quando la situazione sembra impossibile. Io capisco le associazioni, capisco anche che non è sempre facile andare d'accordo, però è vero anche che un sano confronto e un momento, diciamo, di condivisione con posizioni anche differenti, perché viva Dio, guai se avessimo tutte le stesse posizioni, sarebbe impensabile, sarebbe anche noioso probabilmente, può portare solamente del bene alla comunità. L'importante è che tutti abbiano bene l'obiettivo davanti, che ci sia un rispetto anche dei ruoli, ma non perché io sia il sindaco, non è questo che voglio dire, dei ruoli nel senso che ci sono delle prerogative che magari uno che ha un altro ruolo non sa, e quindi bisogna anche avere rispetto delle posizioni, di tutte le posizioni, e cercare di andare avanti. È chiaro che l'augurio che mi do io è quello che davvero nessuno rimanga indietro, non solo i giovani ma anche gli anziani. Grazie, grazie veramente Sindaco Della Pieta. Sentiamo Mirko come ci saluta e cosa spera nel 2025. Ma allora, nel 2025 speriamo di continuare sulla linea che abbiamo preso in questo periodo, e
adesso la difficoltà è riconfermare tutte le cose che abbiamo fatto e dargli un seguito, e questo è quello che ho già chiesto quando abbiamo fatto le prime edizioni di tutte le cose a chi mi sta vicino e collabora con me. Ho detto: ragazzi, dobbiamo continuare su questa linea, continuando a investire molto sui giovani per poi arrivare ad avere anche un qualcosa più avanti come giocatori delle giovanili e poi una prima squadra. Grazie a Mirko, a Chiara, al sindaco Marco Della Pietra, grazie, so che siete in tantissimi che ci guardate anche se non chiamate, avete imparato a ascoltare con le mie, ecco, quando vado in vacanza in agosto mettono le repliche e vanno alla grande come se fossi qua seduta, non mi sposto mai, perciò io vi dico grazie, ascoltate, perché sempre abbiamo da imparare da questi ragazzi, da questi sindaci che stanno cercando di fare il loro meglio. Grazie ancora. Pubblicità. Questa orchestra suonerà dal vivo per lei, naturalmente abbiamo bisogno di una data dove lei ci sia, non potevamo noi inventarci la data perché ci deve essere assolutamente presente, perché è il minimo che possiamo fare. Noi in Italia dobbiamo iniziare a premiare chi se lo merita. Ecco, le persone che se lo meritano sono anche queste persone e noi veramente dobbiamo dire grazie, e perciò spero che gradisca questo pensiero di Tullio Giacomini, di questo presidente che purtroppo questa mattina ha anche problemi di salute, non poteva essere presente, ma che voleva dedicare questo personale concerto a lei e a tutta la squadra. Prego, professor Gerosa. Allora, intanto il regalo è splendido e ringrazio a nome mio e a nome della mia equipe, di tutti i chirurghi, il personale infermieristico, il personale tecnico del Centro Gallucci per questo regalo che accogliamo con grande favore, ma come sempre, siccome dico che si può far meglio, alzo l'asticella e quindi dico che a novembre dell'anno prossimo ricorrono i 40 anni del primo trapianto di cuore eseguito da Vincenzo Gallucci nel 1985 a Padova, e celebreremo quell'evento con una serie di manifestazioni nel quale sarà un piacere, oltre a venirli ad ascoltare quando faranno il concerto a breve termine, quindi troveremo sicuramente una data, invitare quell'orchestra per quell'evento di novembre dell'anno prossimo. Ed è con grande piacere che presento Maria Teresa De Gregorio, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Treviso. Veramente grazie, assessore, di essere qui con noi per capire l'importanza della cultura, l'importanza di dare supporto a questi meravigliosi ragazzi che contrapponiamo a quelli invece che si comportano male, che sono pochi rispetto a quello che si comportano bene nell'arte, nella musica, nello sport. Saluto anche Giacomo Vendrame, CGIL
CGIL Veneto. Grazie Vendrame anche a lei, mi fa piacere che anche lei abbia sentito questa meravigliosa orchestra che abbiamo la fortuna di avere nel Veneto, qui a Treviso, sono tutti del Triveneto, ma soprattutto l'impegno che ci mettono e l'esempio che danno. Allora, Assessore, cosa ha provato vedendo questa orchestra che fa parte del suo territorio, questi ragazzi che veramente stanno cercando di mandare anche dei messaggi positivi a quelli che hanno perso la via del ritorno, ma gliela faremo ritrovare. Prego, Assessore. Beh, innanzitutto ho il piacere di essere di nuovo qui e quindi a tutti coloro che ci stanno ascoltando un augurio di un buon 2025. Penso che sia l'augurio per tutti di pace, ma soprattutto di un impegno comune verso il prossimo. Ecco. E lei già ha introdotto questo discorso legato un po' al disagio, no? Giovanile, contrapponendolo invece a chi magari anche delle difficoltà riesce a farne un momento importante di crescita. No? Abbiamo visto questa orchestra di giovani straordinaria. Questa è straordinaria come profilo culturale, professionale veramente, pur essendo ovviamente non dei professionisti perché sono dei giovani, ma anche l'esecuzione qui mi sembra fossero al Teatro Comunale Mario del Monaco, è stata, io non ero presente quella sera, c'era un'altra collega ovviamente della rappresentanza della Giunta, ma queste immagini sono immagini che danno veramente molta speranza, ecco, molta speranza, perché accanto diciamo, a chi si perde e a chi deve essere ovviamente anche condotto verso percorsi diversi e alternativi, c'è anche chi ama misurarsi con queste dimensioni culturali di alto livello. Quindi è veramente un bel avvio di incontro quello di oggi con questa orchestra. La mia speranza è, Assessore De Gregorio, che questo Presidente, assieme a questa magnificità che ha messo in piedi, più di 1000 persone, 1000 ragazzi sono passati, ha detto il direttore artistico, in questa orchestra. Questi sono i messaggi che noi dobbiamo contrapporre, che dobbiamo sentire. Dobbiamo trovare gli spazi. Questi ragazzi hanno bisogno di spazi e trovo assurdo che questo Presidente poveretto cerchi degli sponsor, perché è difficile mantenere un'orchestra del genere. Io ce la sto mettendo tutta e ho promesso a Tullio Giacomini dare una mano, e la mano è arrivata dal professor Gerosa, che ha intuito subito, come ha detto lei e come ha sentito lei, l'importanza di avere questi ragazzi e di supportarli. Giacomo Vendrame, è così difficile supportare anche questi ragazzi anche nel lavoro, nella sicurezza, in un percorso di vita molto difficile per loro. Non è facile, anche se siamo nel 2025 ormai, trovare quella luce nel tunnel per loro. Prego Vendrame. Certo, purtroppo la situazione spesso è una situazione complicata. Bisogna dire che appunto l'atteggiamento di valorizzare i giovani è l'atteggiamento giusto. A volte si scade nell'idea di colpevolizzarli rispetto anche a un punto di vista differente, non comprendendo invece che i giovani sono un'enorme risorsa per tutti e in particolare per il nostro futuro. Quindi valorizzare i giovani, affrontare le loro difficoltà, perché ripeto, il disagio giovanile esiste, va affrontato seriamente con le istituzioni, con la formazione, con l'educazione, con tutto quello che è necessario per fare in modo che le persone più giovani, anche nei momenti di difficoltà che possono incontrare, possano poi diventare una risorsa per la comunità e chiaramente risolversi la vita attraverso in particolare il lavoro, perché chiaramente il lavoro è uno dei meccanismi fondamentali per riuscire in qualche modo a valorizzarsi e a valorizzarsi all'interno di una comunità, di una realtà, di un paese, di una regione e via dicendo, insomma. La situazione del mondo del lavoro è una situazione complicata che non aiuta spesso questi inserimenti nella maniera giusta. Bisogna lavorare per trovare le soluzioni giuste, anche perché in realtà il mercato del lavoro ne ha un'enorme esigenza, perché sappiamo che la curva demografica fa sì che le persone, in particolare i giovani, siano sempre meno, quindi noi dobbiamo tenerci stretti i nostri giovani e possibilmente anche attrarne di nuovi nelle nostre realtà e nelle nostre comunità. Abbiamo Maria da Padova. Ciao Maria. Ciao Mirella, sono Maria di Covolenta. Sì, vai.
Ecco, va bene, sempre provincia di Padova. Niente Mirella, io volevo salutare tanto il professore Cerosa, finalmente ho preso la linea che quando che c'era era sempre occupato, ogni modo. Volevo fargli le mie congratulazioni al grande professore. Ti dico sempre quando vai questi grandi ospiti, Mirella, che sono delle eccellenze e sono veramente degli angeli custodi. Poi in modo particolare il professor Cerosa, guarda, ha fatto un lavoro, mamma mia, guarda, veramente è una cosa grandiosa che abbiamo. Tanti parlano perché non sanno quello che dicono, ma un'eccellenza questi ospedali, non è tutto quello che dicono, perché io ho avuto un intervento, che tu lo sai, sono un'oncologica, però guarda, ti dico, sono stata coccolata veramente quando 6-7 anni fa ho avuto questo intervento. Professore, i miei complimenti di esistere. Grazie, ecco, cara Maria, grazie, devo questo. chiudere perché sennò non ce la faccio. Ti ringrazio della telefonata. Maria, l'emozione, la cultura che emoziona, l'arte che emoziona. Noi vediamo che i nostri turisti quando arrivano nel nostro territorio, ma anche a Treviso, questa piccola Atene come viene apprezzata, forse non ci rendiamo nemmeno conto di quello che abbiamo. Prima avevo Marco Semenzato, presidente della Croce Rossa di Venezia, che ha detto abbiamo talmente tutto che non riusciamo nemmeno, e tanto che non riusciamo nemmeno ad apprezzare. Invece il turista apprezza queste città, questi borghi, queste meraviglie che abbiamo. Com'è la situazione a livello di turismo? Com'è andato il 2024, Assessore? È andato bene, è un trend in crescita. Assolutamente dal punto di vista sia dei turisti che pernottano sia dei turisti che arrivano in giornata. Ma quello che lei ha detto è assolutamente vero, cioè il fatto di vivere noi tutti, in particolare anche noi come Veneto, perché il Veneto raccoglie una gran parte di tutti i beni culturali che esistono a livello nazionale, pensiamo ai siti UNESCO, pensiamo a tutte le caratteristiche che abbiamo, dalle città murate ai siti storici, archeologici, abbiamo veramente una varietà incredibile e in particolare a Treviso. Questo porta veramente quasi ad avere da parte non dei turisti ma di chi la vive, quasi una naturalezza, no? Nel vivere con questi straordinari, con questo straordinario patrimonio, ma la capacità sta proprio nel saper accogliere, nel saper comunicare e promuovere quelle che sono le eccellenze della città. Treviso è una città che cresce. Questo lo abbiamo sottolineato, l'ha sottolineato il nostro sindaco Mario Conte nella conferenza stampa di fine anno. È una città che cresce sotto molti profili ed in particolare anche sotto il profilo turistico. Quindi l'impegno dell'amministrazione, della città e di tutte le associazioni, delle attività produttive, di tutti coloro che vivono e che lavorano nell'ambito della cultura e del turismo, che sono due ambiti strettamente connessi fra di loro, perché la proposta turistica si costituisce a gran parte con la proposta culturale, oltre che ovviamente con tutto quel corredo che è il cosiddetto saper vivere bene, no? Nell'accoglienza. Però essendo una città che cresce, è una città che anche impone sempre delle nuove progettualità, delle nuove modalità, dei nuovi paradigmi, e quindi è un impegno importante quello che l'amministrazione avrà nel 2025 di da una parte mantenere quello che è il target 2024, quindi ovviamente non andare sotto, ma anche di incentivare, e questo lo faremo insieme a tutte le varie associazioni anche di categoria, degli albergatori, e quindi insomma è una buona squadra che sta lavorando insieme, perché come ha chiuso anche il suo, che ho avuto modo di sentire il suo saluto precedente, il sindaco di Spresiano, effettivamente l'impegno è quello di lavorare in squadra. Ecco. Allora, segretario Vendrame, quello che preoccupa è invece questa cultura nel lavoro, questa superficialità,
questo numero incredibile di morti che abbiamo, molti non rispettano le regole, io l'ho detto e lo dico sempre, segretario, che forse non è sempre colpa di qualcun altro, è colpa anche di questi operai che non si rendono conto che devono mettere questi strumenti di sicurezza che hanno a disposizione, ma purtroppo io ho dovuto fermarmi più di qualche volta e dire scusate, ma dove sono gli... Ecco, c'è qualcuno che dovrebbe controllare, ecco, una volta c'era l'assistente contrario che controllava tutti i lavori, adesso mi sembra che brancolino un po' nel buio, anche perché io non so se sono sempre molto preparati, ecco, a fare questo tipo di lavoro. Cosa ci dice, segretario? Com'è la situazione e come vede per il 2025? Perché bisogna attenzionare, non si può uscire di casa e morire nel lavoro. Prego. Questo è un problema molto serio e purtroppo il 2024 è stato un anno terribile da questo punto di vista e bisogna assolutamente invertire una tendenza, quindi bisogna augurarsi che nel 2025 si riesca a intervenire come necessario. Il tema però è complesso, io faccio fatica a dare la responsabilità semplicemente al singolo lavoratore, perché quello che dicevi tu, Mirella, a volte c'è una distrazione da parte del singolo soggetto, però è anche vero che poi si viene a scoprire nei casi anche avvenuti che spesso quella disattenzione è determinata da ritmi del lavoro insostenibili o in qualche modo che si spinge troppo sull'acceleratore rispetto al lavoro che bisogna fare, non dando la giusta attenzione al tema della sicurezza. Questo da tutti i punti di vista. Io penso che su questo si debba fare un lavoro anche di carattere culturale, a proposito di quello che dicevamo anche prima, davvero enorme, per far comprendere che il tema della sicurezza non può essere messo in secondo piano rispetto a quello della produttività, degli aspetti economici e via dicendo, perché è assolutamente necessario che le regole che esistono siano rispettate e che vengano applicate in tutta la sua complessità, anche se questo va a discapito di un pezzo in più, o meglio di un pezzo in meno che si produce applicando le regole della sicurezza. È essenziale. Dall'altra parte però bisogna dire che i controlli ci devono essere, che si deve intervenire. Il problema è che noi, le persone, per fare i controlli ne abbiamo troppi pochi. Perché se noi prendiamo l'ispettorato del lavoro, così come tutti gli altri soggetti, le autorità competenti che devono intervenire rispetto a far rispettare le regole sul mondo del lavoro in tutti gli ambiti, dall'agricoltura all'edilizia, così come nelle fabbriche, le industrie, così via tutti i settori, se noi facciamo un paragone molto semplice tra il numero di aziende e il numero delle persone che in qualche modo devono far rispettare le regole, voglio dire, non ce la fanno neanche in 5 anni a controllare tutto il sistema produttivo del Veneto, che tra l'altro sappiamo essere particolarmente diffuso e particolarmente parcellizzato perché sono presenti tante piccole aziende. Quindi bisogna fare un investimento anche di carattere pubblico sulle figure che devono controllare da questo punto di vista. Se abbiamo Leone Trebasele, segretario, perché devo correre purtroppo, sì, se no cade la linea. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie. Ciao. Saluti i tuoi ospiti e prima di tutto ti auguro buon anno. Grazie. E che tu viva per sempre. Sì. Allora si diceva dei giovani che dovrebbero tenersi stretti, no? Qui in questo paese abbiamo dei bambini che nascono e perché sono figli di stranieri non sono italiani. Io penso che sia una cosa di una ingiustizia immensa. Poi se questi diventano bravi italiani è compito dello Stato, cioè è lo Stato che deve dare loro una buona scuola, assicurarsi che vadano a scuola, assicurarsi che siano tutelati, assicurarsi che siano ben educati. Ciao Mirella, grazie. Allora andiamo a vedere questi turisti in città, andiamo a sentire, poi commentiamo con l'assessore De Gregorio. Molto bella, ci piace, poi oggi anche il tempo è una bella giornata, c'è il sole, quindi aiuta anche ad apprezzare di più la città. Bellissimo, veramente vale la pena di essere visitato perché è veramente bella. Un ponte
Lunedì Ognissanti da ricordare nella Marca, quello del 2024 per il turismo, favorito da un tempo splendido e temperature quasi primaverili, sta registrando un vero e proprio boom di presenze. A Treviso centro invaso di turisti italiani e stranieri entusiasti della città. Dalla provincia di Pavia e siamo qui in Veneto a fare un giro adesso per il Ponte dei Santi e abbiamo fatto una fermata adesso a Treviso e poi proseguiamo per Trieste nel pomeriggio. Cosa vi sembra di questa città? Bellissima, bellissima, è un po' che giriamo da queste parti e devo dire che il Veneto lo sto scoprendo adesso, è veramente bello. È caratteristico con tutti sti vialetti, cioè sti vicoletti con l'acqua, per noi è una cosa nuova, da noi non esiste così, no? Sono cose diverse. Comunque mi piace tanto, poi oggi c'è il sole e il paese è proprio bello, è proprio carino. Questo romanticismo, tra il moderno e l'antico, è spettacolare e quindi fantastico. Grande lavoro in questi giorni anche per le guide turistiche al termine di una stagione da incorniciare. C'è molto movimento in questo periodo, molti gruppi che arrivano nel Veneto per trascorrere appunto questo ponte. Questo è un gruppo di Fano, per esempio, ma abbiamo tantissime richieste per tutto questo weekend. Ecco, qui Treviso come sta andando? Bene, è stata una buona stagione, è una bella città, è molto amata, è molto apprezzata. Quando finiscono le visite guidate in città, sia stranieri che italiani sono sempre entusiasti di Treviso. Soddisfatti gli albergatori. Tutta la zona, diciamo, nord della provincia, tutta la zona delle colline è, possiamo dire, al completo, fully book, come si suol dire, già con prenotazioni arrivate a suo tempo, ancora prima di sapere che il tempo è bello. Era bello, aveva delle giornate meravigliose come queste, anche dove c'era dello spazio libero, dove c'erano delle camere si stanno riempendo tutte, perché negli ultimi 2 o 3 giorni abbiamo visto veramente un sacco di prenotazioni arrivare e credo che tutta la provincia sia al completo o quasi. Per le vie del centro si sente il profumo delle caldarroste che si vendono nonostante le temperature tutt'altro che autunnali. Logicamente un po' meno. Magari più verso sera, verso le 6, 7 di sera, 6 e mezza. Adesso ci godiamo il momento. Punto di forza dell'offerta turistica della Marca anche l'enogastronomia, con gli affari a gonfie vele per la ristorazione. Molto bene, tanta gente, anche tanti stranieri, perciò non ci lamentiamo. Fino a domenica pranzo praticamente ne siamo fully booked, perciò siamo contenti. Gettonati soprattutto i piatti della tradizione veneta. Il risotto soprattutto con radicchio, che ne so, la farona con la peverada, il baccalà alla vicentina, le trippe, i bigoli in salsa, tutte queste cose qua. La soppa coada, questi sono i piatti più richiesti. Allora, Assessore De Gregorio, penso lei viene da Venezia, viene dalla regione, catapultata anche con piacere, a mio avviso, in una città chiamata Piccola Atene, che è Treviso, però sentire questi turisti che apprezzano, che capiscono l'importanza di questa visita che stanno facendo su dei luoghi veramente bellissimi, perché io sono fiera di essere trevigiana, sono fiera di questa città, del comportamento di questi trevigiani che sono bravi, non a caso siamo i primi anche nella raccolta differenziata, non a caso, questa è cultura, soprattutto forse che dovremmo aiutare di più queste realtà anche giovani che ci sono nel territorio e che forse grazie proprio alla cultura, al lavoro, allo sport, alla squadra, di metterci in rete, riusciremo a salvare anche delle realtà giovani. Prego, Assessore. Allora, anch'io sono molto fiera di quello che ho visto in questo programma, in queste riprese, e sono fiera di essere trevigiana, anche se non lo sono di nascita, ma ormai lo sono diventata di adozione, quindi anche perché vedo come qui si vede l'impegno che anche un'amministrazione mette, perché l'impegno dà i suoi frutti, perché questo che abbiamo visto prima in queste interviste, che ovviamente sono interviste spontanee, naturali, no, dei turisti, danno veramente il polso di come
abbiano colto perfettamente tutto quello che ci sta dietro, perché un lavoro di questo tipo, al proporre un territorio così accogliente, un territorio che entusiasma in questa maniera, sì, c'è sicuramente la parte anche naturale, che è quella data da quello che è il paesaggio naturale della città, ma anche c'è un lavoro molto grosso dietro di associazioni, istituzioni che credono in questo. L'abbiamo sentito l'intervista del presidente Kerr, del presidente di Federalberghi, dell'associazione albergatori, con cui si lavora a stretto contatto. E questo perché? Perché c'è la consapevolezza che è un territorio che può dare molto, ecco, che può dare molto. Treviso, e ho già detto in altre occasioni, da città satellite rispetto a Venezia, ad altre realtà, è diventata città di destinazione. Il turista viene perché sceglie Treviso per stare a Treviso, per godere di quelle cose che oggi abbiamo sentito. Quindi mettere insieme una squadra costituita dalle guide di marca, perché le guide sono quelle che portano e che fanno vedere la città, un tessuto recettivo dal punto di vista ovviamente dell'indotto, di tutto quello che può rendere piacevole e gradevole il soggiorno. I turisti lo hanno detto da soli, io non posso che essere fiera di tutto questo, ma questo non deve fermarci, ma deve far sì che tutto questo trend possa continuare a crescere. E questo può continuare a crescere anche sul lavoro, ecco, questo lavoro che manca, queste figure che mancano, segretario Vendrame, parliamo anche di lavoro nero, ce n'è tantissimo anche qui da noi, ecco, qualcuno non riesce a capire che dobbiamo dare anche soddisfazione a questi lavoratori. Io sono molto arrabbiata, segretario, perché per me l'operaio è la spina dorsale del paese, l'operaio, l'artigiano. Ecco, il piccolo industriale sono quelli che hanno fatto diventare grande anche, soprattutto anche l'ex ricco nord-est, ma soprattutto questo operaio che non riesce ad avere veramente rispetto del suo lavoro, è pagato meno di tutti. Io, segretario, questo Emporio Solidale è l'unico in Italia all'interno di un ente pubblico, e anche martedì, perché noi eravamo aperti anche le vigilie, perché non si può non dare la borsa della spesa alle persone che non riescono a fare la spesa, anche con 2 stipendi non ce la fanno, affitti o mutui altissimi, figli che crescono, macchina per andare a lavorare, bollette fuori di ogni ben di Dio, di buon giudizio, e soprattutto non li lasciano respirare. Eppure 6 milioni di poveri non fanno ancora capire a quella parte politica che qualcosa bisogna fare. Qui non è possibile, in Italia chi lavora non prende niente e chi fa niente o poco prende tanto. C'è qualcosa che non va. Ecco, come intende a muoversi? Ecco, anche la CGIL nel 2025, segretario, prego. Facendo quello che facciamo da più di un secolo, cercando di promuovere esattamente quella dignità del lavoro e tutela di chi lavora che è necessario anche oggi. Purtroppo oggi in Italia abbiamo una situazione in cui il tema dei salari è un tema vero, il tema della precarietà è un tema vero. Abbiamo la necessità di spingere tutto il sistema rispetto a una maggiore qualità del lavoro, perché dove c'è qualità del lavoro c'è anche successo da tutti i punti di vista, c'è distribuzione del benessere. Lo stesso turismo di cui parlavamo prima, se è riuscito a essere abbinato alla qualità del lavoro, è un valore aggiunto per tutti. E questo è un tema enorme, e tra l'altro siamo particolarmente preoccupati perché i segnali della fine del 2024, anche del nostro Veneto, così come della provincia di Treviso, ci preoccupano notevolmente, perché se negli ultimi 2 anni il mondo del lavoro è riuscito a tenere sotto il profilo dell'occupazione, anche se in presenza di quei salari bassi e di precarietà che dicevo, oggi abbiamo invece il ritorno della cassa integrazione, delle crisi aziendali, di settori che sono in particolare difficoltà, in particolare nel settore industriale legato in particolare alla Germania, sul quale bisogna assolutamente intervenire con politiche di carattere industriali, di carattere addirittura europeo e nazionale, perché bisogna assolutamente rilanciare il mondo del lavoro, facendo comprendere, e su questo sono pienamente d'accordo, alla politica che bisogna ritornare a investire nel lavoro a partire dai salari, dalla formazione necessaria e via dicendo. Se ritorniamo in qualche modo a considerare un lavoratore una risorsa,
riusciremo in qualche modo a rilanciare l'ambito economico che oggi segna alcuni elementi di forte criticità, determinato anche dallo scenario internazionale. Quindi noi siamo particolarmente preoccupati per il 2025, abbiamo la necessità di fare in modo che i posti di lavoro esistenti siano tutelati e che vengano creati nuovi posti di lavoro stabili, con salari che rendono la vita delle persone che lavorano in qualche modo dignitosa e che possano costruirsi una prospettiva per il futuro. Oggi così non è. Oggi abbiamo situazioni, come tu hai testimoniato, di persone che pur lavorando sono in una condizione di disagio o addirittura di povertà, e questo è un elemento, se volete, nuovo rispetto a quello che era una realtà anche del nord-est, dove chi aveva un lavoro riusciva in qualche modo a costruirsi una sua prospettiva. Dobbiamo intervenire sulle cause di questa situazione per fare in modo che il lavoro torni a essere un modo per emanciparsi dalla propria famiglia di provenienza, perché ci siano delle prospettive per costruirsi una famiglia, un futuro, e automaticamente contribuire alla comunità per riuscire a costruire dello sviluppo. Bisognerebbe ritornare in qualche modo a parlare di sviluppo. Pochi, ad esempio, oggi dicono che uno dei principali problemi del mondo del lavoro oggi è la casa, perché dove abbiamo la necessità di attirare persone nuove da altre province e via dicendo, da altri paesi, per creare quella manodopera di cui si parla tanto, il problema principale è la casa, e oggi una persona che è in disoccupazione e non ha un lavoro è difficile che riesca a sostenere da subito degli affitti così alti come ci sono in alcune zone della nostra regione. E quindi il tema casa è fondamentale. Risolvere il tema casa permette a quelle persone di insediarsi nella nostra regione e quindi di costruirsi una prospettiva lavorando nella nostra regione. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, devo correre purtroppo, premio commisso, andiamo a vedere anche, c'è anche l'assessore De Gregorio e anche il presidente Pozza, andiamo a sentire. 167 concorrono per la sezione narrativa, 38 per la sezione biografia, per l'Under 35, scusa, quanti sono? 20. Sono questi i numeri del Premio Commisso 2024, segno di un forte interesse da parte di autori e case editrici, ma anche di un impegno importante per la giuria. È inutile nascondervi che ci stanno creando qualche problema con i membri della giuria tecnica. Non è, insomma, è uno sforzo enorme. Cercheremo di risolverlo mettendo mano al regolamento. Una svolta importante quella comunicata dal presidente Bianco per un premio che dopo anni di difficoltà ha ripreso quota, dimostrando tra l'altro che il mondo della lettura, almeno nella Marca e nel Veneto, è più vivo che mai. La nostra regione è una delle regioni a più alto livello di lettura, è la regione, ci sono le città che leggono, anche i dati del Ministero indicano il Veneto come tra le prime regioni in termini di capacità e di numeri di lettura, quindi credo che il libro sia sempre molto importante, soprattutto anche per stimolo a chi non legge. 6 finalisti, 3 per la narrativa e 3 per la biografia, che racconteranno le loro opere ai 70 componenti della grande giuria nella giornata di assegnazione del premio fissata per sabato 5 ottobre al Teatro Comunale del Monaco, mentre il 7 giugno scorso parte della giuria tecnica ha già assegnato il premio commisso giovani a Sonia Aggio per il libro Nella stanza dell'imperatore. Un premio e un impegno che vede in prima fila, oltre alla Regione Veneto e alla città di Treviso, anche gli industriali e la Camera di Commercio, segno che, come ha sottolineato il presidente Pozza, non siamo più la società che guarda solo al profitto. Presidente, insomma, non siamo solo SKY. Assolutamente no. Abbiamo visto che l'evoluzione culturale che ha portato nel mondo delle imprese è anche quella di costruire edifici che sono belli, basta guardarci un po' in giro, non voglio far nomi per non dimenticare qualcuno, però è su questa attenzione che io vorrei portare i nostri giovani. La nostra cultura imprenditoriale è cresciuta all'interno dell'impresa, pari passo con le esigenze, con la bellezza del territorio, ma con la bellezza dei prodotti che facciamo all'interno di queste imprese. Allora, Assessore De Gregorio, come ci saluta, e abbiamo chiuso con questo meraviglioso servizio, un premio importantissimo della nostra città, il premio commisso. Prego.
Premio Commisso, importantissimo, ricordo che ce ne sono altri 2 e 3, quindi il Commisso, il Premio Parise, il Premio Mazzotti, quindi è veramente quello che ho detto nel mio breve intervento, è vero, è una città che legge, una città ad alto livello culturale e soprattutto legata molto al tema anche della letteratura e il rapporto cultura-impresa è un rapporto che cresce, il fatto che la Camera di Commercio, che le associazioni industriali, che adesso cambia sempre il nome, le associazioni industriali, io chiamo associazioni industriali, un po' come ai vecchi tempi, comunque che tutto il settore imprenditoriale investa anche in cultura è molto importante. Quindi io chiudo dicendo questo, che è vero, anche quanto dice il responsabile dell'ufficio stampa della CGIL, Vendrame, è vero, ci sono delle problematiche, ci sono delle urgenze, delle necessità sociali enormi. Quello che credo sia l'invito è quello di vivere in un approccio di solidarietà, nel senso di condividere le opportunità che poche, anche se poche, ma ci sono, quindi saperle cogliere. Un minuto per il saluto, Vendrame, grazie di essere venuto, prego. Io auguro un 2025 veramente che ci possa dare delle soddisfazioni, che riconosca nel lavoro uno dei motori per riuscire a fare in modo che le persone si costruiscono il loro futuro. Per fare questo abbiamo bisogno di tutti, sono contento che oggi si sia parlato di cultura e che la cultura venga assolutamente valorizzata attraverso iniziative concrete per fare in modo che quella cultura sia una cultura a disposizione di tutti e che diventi un elemento davvero di valore per tutta la prospettiva di una provincia, di una regione e di un paese, perché è assolutamente necessario. Io spero che questo 2025 ritorni a favore del lavoro e che ci permetta di costruire un futuro migliore. Grazie segretario, devo chiudere purtroppo, la ringrazio veramente, ringrazio Giacomo Vendrame, appunto ufficio stampa CGIL Veneto, di essere stato con noi, grazie a Maria Teresa De Gregorio, assessore alla cultura e al turismo del comune di Treviso, anche lei di aver partecipato a Sveglia Veneti per un 2025, speriamo più sereno, non dico altro. Grazie, andiamo a pranzo con la ricetta di Mirella. Patate in tortiera. La patata è un tubero che nasce in America centrale, ma la sua coltivazione è diffusa in tutto il mondo, in particolar modo in Europa, nelle zone della Polonia, Germania, Francia, Spagna, Repubblica Ceca. In Italia si cominciò a coltivare la patata nei primi anni dell'Ottocento, inizialmente nelle zone della Toscana e del Veneto, poi nell'Emilia-Romagna e infine nelle zone meridionali. Ingredienti per 4 persone: 800 g di patate, 300 g di pomodori freschi o polpa in scatola, 300 g di cipolle affettate, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un pizzico di origano, sale, pepe. Asciugate le patate precedentemente sbucciate, lavate e tagliate a fette. Mettete in un ruoto 2 cucchiai di olio, poi a strati le fette di patate. I pomodori a pezzi o la polpa di pomodoro, e le cipolle affettate.
pepe, l'origano e ancora un po' di olio. Cuocete a forno moderato per circa 60 minuti. Le patate devono risultare rosolate sia sul fondo che alla superficie. Servite e buon appetito!